Buongiorno e ben trovati. La nostra edizione straordinaria anche oggi per raccontarvi cosa accade nella nostra regione. Tanti anche oggi i temi sul piatto. Ovviamente torneremo a parlare di Afghanistan con le notizie della gestione, di quello che sarà la gestione dei profughi che arriveranno anche nella nostra regione, nei nostri territori, e allora faremo anche il punto della situazione su questo con i nostri inviati nelle varie province. Nel frattempo, come sappiamo, sta arrivando a Kabul quello che diventerà il leader molto probabilmente del nuovo Emirato, Baradar, il leader dei talebani. Continua il dramma della evacuazione da Kabul, i primi effetti del nuovo regime a Herat, basta con le classi miste, l'università, insomma il dramma che continua e i suoi riflessi poi nei nostri territori. E faremo vedere fra pochissimo anche l'esito del sondaggio lanciato ieri sera nei nostri telegiornali. Avevamo chiesto se siete d'accordo con l'accoglienza dei profughi afghani. Allora fra poco faremo vedere l'esito del sondaggio, ma non subito, perché abbiamo tenuto aperto, diciamo, il sondaggio perché erano arrivate tantissime telefonate, quindi vi faremo vedere l'esito completo fra poco. Parleremo ovviamente di Covid. Ieri il governatore del Veneto Luca Zaia ha fatto poi il punto della situazione parlando della scuola e dell'organizzazione del piano scuola e anche delle terapie intensive che vedono un rialzo ancora delle presenze. Parleremo dei no Green Pass che tornano in piazza oggi in varie piazze del Veneto, tra cui Padova, Venezia e Treviso, e parleremo anche della cronaca. Allora parleremo subito con due ospiti di sport, gli effetti poi del Green Pass sullo sport, ma prima di collegarci con i nostri ospiti un brevissimo aggiornamento di cronaca con tre purtroppo notizie drammatiche. Due incidenti stradali, il primo con esito tragico avvenuto a Borgo Valbelluna intorno alle 4 di questa notte. Ci sono, ecco, c'è anche l'immagine dei vigili del fuoco, un 24enne di Cesio Maggiore che purtroppo ha perso la vita in uno schianto avvenuto nella zona località Molinello di Borgo Valbelluna. Questo schianto frontale tra due auto ed è morto un 24enne di Cesio Maggiore, ve ne parleremo poi stasera nel corso del nostro telegiornale. Poi un altro incidente avvenuto sempre questa notte, poco dopo la mezzanotte, a Chioggia, in via Lungo Adige, un 41enne, le vedete nelle immagini, che si è ribaltato in un canale di irrigazione ed è gravissimo in ospedale. Poi la terza notizia di cronaca riguarda ancora la montagna ed è una tragedia avvenuta ieri sul versante francese del Monte Bianco a 4.000 metri di quota, dove un bellunese di Feltre, Giovanni Marcondi, 49 anni, purtroppo è precipitato per oltre 200 metri mentre stava scendendo dal Dente del Gigante sulla cresta di Rochefort, nella versante appunto francese a Chamonix del Monte Bianco. Era incordata con altri due amici e purtroppo è precipitato per oltre 200 metri. Questo per darvi un aggiornamento doveroso di cronaca in apertura. Ne parleremo anche più tardi. Allora, parliamo di Green Pass, o meglio parliamo di capienza di pubblico negli spalti dei palazzetti. La stagione si avvicina alla partenza per due importanti realtà come il volley e il basket. Saluto e ringrazio per essere con noi il team manager dell'Imoco Volley Pierpaolo Zanasi, buongiorno. Buongiorno. E il presidente della NutriBullet Treviso Basket, Paolo Bazzoler, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, il tema è di attualità anche perché in questa settimana c'è stata un'altra presa di posizione forte. Partiamo dal volley, del mondo delle società sportive del volley. Come sapete il limite fissato per la ripartenza è del 35% del pubblico nei palazzetti, a differenza del 50% per il calcio, e le società sportive del volley in questa settimana hanno ribadito la loro contrarietà dicendo insomma qui si rischia davvero di saltare la stagione, di andare incontro a grossi problemi per le società. Ovviamente il 65% di incassi in meno è una realtà concreta con la quale si deve avere a che fare, ci si deve confrontare. I club hanno sottolineato il calcio muove il PIL, ma il volley e gli altri sport forse no, ma siamo certi che desertificare queste discipline sia la strada giusta per l'agognata ripartenza. Questa è la voce, il grido insomma delle società sportive. Zanasi, è così? Questo limite del 35%, l'effetto sulle società sportive sarà dirompente?
L'effetto sarà sicuramente dirompente, non solo dal punto di vista al botteghino, quindi con biglietti, abbonamenti per quello che riguarda gli spettatori, ma soprattutto anche nei contratti che abbiamo con gli sponsor che ci supportano per tutta la stagione. Noi chiaramente la squadra l'abbiamo fatta, abbiamo fatto forti investimenti, ci aspettavamo una maggiore apertura, soprattutto dopo la decisione del governo del Green Pass, almeno di arrivare a un 50% delle entrate nei palazzetti, che ci permetterebbe in un momento come questo comunque un aiuto economico importante e soprattutto una presenza del pubblico di un discreto numero. Ecco, le parole del comunicato di questi giorni, è la fine della pallavolo, è così, è davvero così? In questo momento è sicuramente una situazione molto particolare. Venivamo da un anno di pandemia dove onestamente ci siamo chiusi dentro e abbiamo cercato di fare sforzi economici importanti. È chiaro che è un grido d'allarme, quindi è un grido disperato. In questo momento possiamo dire è la fine della pallavolo. Noi non vogliamo mollare, siamo degli sportivi, però abbiamo bisogno di tantissima sensibilizzazione da parte delle istituzioni e soprattutto del governo. Oggi ho letto anche delle dichiarazioni del sottosegretario Vestali dove vorrebbe portare un 100% per quello che è all'aperto e un 50% per gli impianti al chiuso. Noi stiamo lavorando in questa maniera tutti insieme con le leghe, con le federazioni per cercare assolutamente di aumentare il 35% e portarlo perlomeno a un 50% iniziale, per poi comunque aumentare sempre di più la capienza. Vazzoler, nel basket la situazione è speculare, c'è qualche differenza o comunque questo 35% è un problema? No, situazione analoga e parli con due società quali Moco e Nutribull e Treviso che poi pagano più di altri, perché mettere in anomalia, in analisi completa tutti gli sport al chiuso, alla pari, quando hai due società quali quelle di Cornigliano e quelle di Treviso che riempiono il palazzo al 95% medio, capisci che dal 35% è un po' una presa in giro. Ma soprattutto quello che ci terrorizza è la precarietà delle informazioni, cioè tu oggi parti con 35, non sai se è a scalare, a scendere. L'anno scorso siamo partiti tutti noi con 700 persone su 5.500 che è la capienza, e le hanno azzerate dopo 20 giorni. Quindi questa incertezza alla fine in termini di programmazione non è solo per la prima squadra, non è solo per gli sponsor e tutti i ragazzi che sono sotto, come devi comportarti con i giovanili? E tutto questo è quando parli di morte del movimento, è vero che il calcio muove il piede perché il calcio ormai è un'industria, non è più solo sport, ma tutto quello che sommano la pallacanestro e la pallavolo in termini di massa e di occupazione dei palazzi che hanno preso poi le società private il posto del pubblico, diventa il problema principale. Perché poi lo diceva lei, lo sottolineava lei, Imoco e Treviso Basket, parliamo di due realtà in cui il pubblico è fondamentale perché sono tra le due società che hanno più presenza di pubblico, abbiamo sempre sottolineato questo, e quindi è un elemento importantissimo. Infatti quando tu paragoni e associ pallacanestro, pallavolo, pallamano e ogni altro sport, dove il riempimento medio in Italia poteva essere del 25, 30, 40%, il 35% cambia veramente poco. Il Moco che lo viaggi al 92%, noi viaggiamo al 90% di riempimento medio, cioè siamo su 5.000 persone su 5.400 disponibili media anno. Capisci come l'impatto è drammatico? Allora o hai società quali quelle di Bologna e Milano dove un mecenate decide alla vecchia maniera di finanziare con decine di milioni di euro, oppure rischi veramente di chiudere tutto. E non è una speculazione economica questa, noi non siamo una società di lucro, questo è fondamentale farlo capire a tutti. La gente poi si disinnamora, rischi veramente uno scollamento con la società. Anche perché garantiamo col mascheraggio, scusami, con le maschere e la sicurezza che c'è nel palazzo, è già responsabilità nostra, i due presidenti, io da una parte e il presidente della pallavolo dall'altra, la capacità di gestire, e c'è un numero di maschere che è altissimo per gestire proprio il distanziamento all'interno del palazzetto. Porti di sicurezza ce ne notevoli, c'è la termografia all'ingresso, cioè tutte tutele che abbiamo fatto per essere pronti già un anno e mezzo fa. Ora venire a dirci il 25% alla fine di 2 settimane fa, vado da 35%, è la non chiarezza che ci distrugge nella programmazione che stiamo facendo. Zanasi, è così, c'è questa incertezza anche con queste cifre, un balletto di cifre che può essere deleterio.
assolutamente concordo col presidente di Treviso Basket. Non avere notizie decise e determinate ci porta a un'incertezza generale, ad esempio sull'apertura della campagna abbonamenti. Noi abbiamo tantissime persone che ce lo chiedono, però abbiamo anche situazioni, soprattutto dal punto di vista dei contratti pubblicitari, degli sponsor, dove comunque noi alleghiamo dei pacchetti di abbonamenti, biglietti e tutto. Questa incertezza che l'anno scorso ci ha colti, come diceva Vazzoler, dai 700 per poi chiudersi in maniera definitiva, e soprattutto in questo momento non sai come partire, quindi anche pensare di poter sviluppare progetti, interventi e tutto è veramente difficile, uniti a dei costi che comunque rimangono altissimi per gestire le persone che eventualmente potranno entrare. Ecco, diceva Vazzoler, lo sottolineava, il Green Pass, i controlli, le mascherine, i termoscanner, ci sono tutti questi strumenti, vengono messi in atto. Vi siete chiesti il perché di questa differenza con il calcio? Perché questo mantenere il 35%? Perché questa decisione? Cosa ci sta dietro? Io credo che soprattutto dietro a questa decisione ci sia il discorso dell'aperto e del chiuso. Nel senso proprio come sono collocate le strutture, uno è un campo da calcio all'aperto, uno è un po' al chiuso, è un po' quello che negli ultimi 2 anni col discorso pandemia ha sempre differenziato le due attività a livello di sport, e quindi credo che sia dovuto soprattutto a questo. Poi è chiaro che fai fatica un attimo a pensare adesso con il Green Pass perché non si possono aumentare, nel senso che perché non si può portare anche a un 100%, sono tutte persone vaccinate e noi non riusciamo a capire onestamente quali siano questi ulteriori vincoli in questo momento. Noi stiamo facendo degli allenamenti dove tutti i giorni siamo costretti anche a lasciare fuori delle persone, perché nelle palestre dove siamo in questo momento comunali riusciamo a far entrare 70-80 persone col Green Pass, ma tutti i giorni riceviamo telefonate di gente che vorrebbe venire a vedere gli allenamenti e purtroppo non riusciamo a farla entrare. E quindi anche questo distanziamento che il pubblico sta facendo dalle attività sportive non credo che porti a buonissimi risultati, soprattutto con gli investimenti che tante persone qui nel Trevisano, a Conegliano e tutto fanno per queste squadre, non solo dal punto di vista della Serie A ma anche e soprattutto dal punto di vista del settore giovanile. Vazzoler, dovesse rimanere così il 35%, è pensabile che le società o di volley, di basket, insomma, compiano qualche azione eclatante, una protesta eclatante, o si rischia poi di dividere le squadre stesse, una guerra tra le squadre, tra chi, come diceva lei, magari trova il mecenate, le quelle più ricche che possono magari dare iniezioni concrete, e chi no? Noi come Lega abbiamo agito finora in maniera corale. È chiaro che i lamenti poi sono individuali, ma abbiamo deciso di essere un gruppo unito e di allinearci anche alla federazione. Quando la Lega si è attraversata la dichiarazione del 25%, questo 20 giorni fa, il giorno dopo poi finalmente Petrucci, il presidente della federazione, ha visto qualche esponente ministeriale, si è arrivati al 35%. È innegabile che vogliamo partire, è innegabile che stiamo facendoci sentire, e quello che reclamiamo è di essere ascoltati. Il problema è lo stesso di ristoranti e mense, ristorante A, ristorante B, ristorante con finestre, ristorante chiuso. Io capisco che sono altre priorità, però non c'è un Ministero dello Sport, perché in questo momento è il primo ministro che ha in sé il controllo dello sport, però ci sono una valanga di sottosegretari che dovrebbero dedicarsi a valutare di cosa stiamo parlando, della cubatura. Nessuno ha mai parlato della cubatura di ossigeno che c'è all'interno di un palazzetto, perché è vero che all'aperto è una cosa diversa, ma all'aperto posso anche dirti che le correnti d'aria potrebbero aiutarti a trasferire il virus solamente se c'è uno sternuto. Chi è sotto vento si becca tutto l'effetto dello sternuto. Al palazzetto questo no, perché l'aria di solito rimane statica, non hai correnti di aria. Però ripeto, non c'è un'analisi dettagliata, non c'è un'analisi che dica che questo palazzetto ha una cubatura X per cui ha un volume d'aria e di ossigeno all'interno che prevede N persone. Non è molto tecnico, è fatto un po' random. A, B, bianco e nero, senza andare in dettaglio. Ecco, questa è la lamentela che abbiamo, perché 1 anno e mezzo che chiediamo di essere ascoltati, analizzati nelle misure precauzionali che abbiamo preso e le spese che abbiamo sostenuto per rendere il tutto praticabile. Non c'è lucro dietro, qui è un effetto di piazza. Abbiamo migliaia di tifosi che vorrebbero venire a vedere,
credo che faccia bene alla gente passare la domenica a Palazzo a divertirsi, abbia fatto fatica a conquistarci le piazze e soprattutto dietro di noi sono 2000 bambini che aspettano di giocare. Se vogliamo chiudere tutto non c'è problema, lo dicano, poi non si lamentino di quello che avviene in termini di gestione della gioventù attuale, perché noi nella pallacanestro, ma l'Imoco credo che ne muova altrettanto i ragazzine, credo che sia benessere sociale quello alla fine. Certo. E di questo si dimenticano tutti. Allora, l'idea era: ascoltateci per piacere, verificate cosa stiamo facendo, non diamo tranchant N%, perché sono sicuro che ci sono anche realtà criticabili in cui non potrebbe essere lecito nemmeno il 35%, ma quando sei in grado di garantire sicurezza, distanziamento, effetto filtro, uscite in sicurezza, allora tutto quello che ho fatto per essere oltre le regole me lo riconosci e mi dai il premio per questo. È che prevedere questo vuol dire essere qualitativi anche nell'analisi, cosa che finora non è mai stata fatta. Allora, in chiusura però un accenno un po' alla situazione delle squadre in vista della stagione, sperando che questo 35% magari si alzi al 50% come viene chiesto, o se no anche di più, è la speranza ovviamente di tutti. Allora, proprio dal basket, e dopo chiudiamo con il volley, ritiro a Domeggio e di Cadore, come sta andando? Abbiamo visto il raduno della squadra a Sant'Antonino, è arrivato anche Sims, una squadra rinnovata in buona parte, sempre con al timone Max Menetti. L'anno scorso subito playoff, 6° posto, grande stagione, un primo turno con la Virtus che poi si è laureata campione d'Italia, quindi non certo una impresa facile riuscire a controbattere e mettere anche in difficoltà i futuri campioni d'Italia. Allora, come sta andando? Come sta andando questo ritiro, questo amalgama della squadra? Gran periodi, sono ultimo giorno oggi ritiro a Domegge, ultimo gambata al fresco, poi tornano a casa, Max molto felice e io vivo della felicità del mio allenatore, ottimo atteggiamento dei nuovi nel cogliere Treviso e tutte le sue peculiarità, ottimo atteggiamento dei vecchi nell'accompagnare questi nuovi ragazzi a un nuovo percorso. È chiaro che l'entusiasmo c'è sempre, però devo dire che i primi segnali che ho visto c'è voglia di far bene, abbiamo cercato di costruire una squadra che fosse completa ed eterogenea, che desse possibilità a Max di variare parecchi canovacci tecnici. Qualcuno ci ha lasciato con rammarico, ci dispiace, qualcun altro è arrivato e porterà sicuramente entusiasmo. Noi siamo positivi, chiaro che veniamo da un anno in cui abbiamo fatto sfracelli non visti, perché non c'era il pubblico, e ci piacerebbe quantomeno ripeterci per emozionare il pubblico. E abbiamo un appuntamento importante qua a settembre, dove abbiamo organizzato pazzi per pazzi, il qualification round da Treviso per poterci guadagnare il girone finale di Coppa dei Campioni. E questo sarà un impegno molto importante. Zanasi, l'Imoco Volley ha un altro, tra virgolette, problema sportivo. Ha vinto tutto, ha vinto sfracellando i record. Il rischio può essere eventualmente quello di aver finito la fame? Bisogna tenere la fame di successi? Ma no, guarda, noi siamo partiti, dovevamo partire lunedì, abbiamo avuto qualche inconveniente tecnico col primo giro di tamponi, le ragazze hanno lavorato in casa, no, siamo carichi, le ragazze hanno grandissima fame, grandissima voglia di fare, siamo a ranghi incompleti, abbiamo inserito novità del settore giovanile, perché molte nostre giocatrici sono impegnate con gli europei femminili, sia con l'Italia che con qualche altra nazionale. Abbiamo anche il nostro coach che è impegnato con la Croazia, c'è grande voglia di fare, la fame non ci manca, anzi c'è anche grande voglia di dimostrare. Abbiamo fatto qualche cambiamento perché comunque è andata via Kimberly Hill, giocatrice storica che ha vinto anche l'oro olimpico, quindi giocatrice anche importante da dover sostituire, però crediamo che la società abbia operato molto bene. Siamo contenti, abbiamo voglia di fare, abbiamo sorriso, cazzimma, vogliamo veramente dimostrare che comunque i successi che sono arrivati non sono per caso e siamo pronti a combattere col coltello tra i denti con la presenza del pubblico, che per noi risulta veramente importante. Noi nell'anno che io sono stato, il primo anno che sono stato qui, che abbiamo avuto pubblico, noi abbiamo quasi sempre fatto il sold out e quindi credo che sia veramente importante, ma anche per dare, come diceva Vazzoler prima, anche alle persone una cosa per svagarsi la domenica, venire al Palaverde, sia con basket che con volley, 2 appuntamenti importanti. Io molte volte sono riuscito ad andare a vedere anche qualcosa di basket e devo dire che comunque credo che sia un appuntamento importante per i giovani, meno giovani, per tutti. Treviso
ha bisogno di questa realtà e credo che tutti quanti abbiano bisogno anche in un momento come questo di trovare, come posso dire, delle soluzioni dove ci si possa divertire, e credo che lo sport da questo punto di vista rappresenti un momento importante. Lo diceva prima Vazzoler giustamente, si trascura l'aspetto sociale, l'importanza sociale dello sport. Grazie al presidente della Nutribullet Treviso Basket Paolo Vazzoler, grazie per Paolo Zanasi, team manager dell'Imoco Volley, in bocca al lupo, ci sentiremo ovviamente anche nelle prossime settimane quando si scalderanno di più i motori, sperando di vedere quel 35% cambiato al rialzo. Grazie davvero e buon lavoro. Arrivederci, grazie a voi. Grazie. Questa dunque è la situazione per quanto riguarda basket e volley. Avete visto, insomma, sentito le parole importanti dei due vertici delle società per cercare di riportare il pubblico con cifre maggiori, vista la capacità di poter gestire la presenza del pubblico che le due società hanno dimostrato. Torniamo a parlare allora della questione Afghanistan adesso. Allora, vi possiamo far vedere l'esito del sondaggio. Sono arrivate davvero tantissime telefonate nel corso delle ultime ore, ecco perché abbiamo tenuto aperto il sondaggio nel quale ieri avevamo chiesto accogliere i profughi afghani, siete d'accordo? Allora vediamo il risultato che indica sicuramente come ci sia un dibattito all'interno. Vedete, il 69% di voi ha detto no, il 31% di voi ha detto sì. Quindi c'è un dibattito molto forte in corso, stante ovviamente il principio dell'accoglienza umanitaria, ma come avete anche sentito ieri nei nostri servizi e poi li risentiremo, anche gli amministratori locali che dicono sì all'accoglienza si chiedono come gestirla, chiedono spazi, chiedono risorse. Padova è stata la prima realtà a muoversi su questo. La settimana prossima ci sarà a livello regionale un tavolo regionale coordinato dalla Prefettura di Venezia per l'arrivo dei profughi in Veneto, ma dicevamo Padova è stata la prima a muoversi. Allora ci colleghiamo con la nostra Chiara Gaiani. Buongiorno Chiara. Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, Padova ha convocato in modo ravvicinato 2 tavoli in prefettura presieduti dal prefetto Raffaele Grassi proprio per affrontare la questione. Al tavolo che si è riunito nel pomeriggio di ieri a Palazzo Santo Stefano hanno partecipato anche il presidente della provincia e il sindaco del comune di Padova rientrato dalle vacanze. Proprio per questo c'erano anche i gestori della rete di accoglienza. Padova ha una grande tradizione in questo senso, una tradizione più che ventennale nell'accoglienza di persone rifugiate. C'è stato davvero una grande solidarietà da parte di tutti e sono già state individuate le prime soluzioni abitative, perché dovrebbe essere il 30 agosto, sicuramente entro la fine del mese arriveranno nella provincia di Padova i primi 13 rifugiati. Si tratta di 3 famiglie con anche bambini, sono persone che erano di fatto dipendenti dell'ambasciata italiana, quindi già legati in qualche modo al nostro paese, e verranno ospitati in 3 appartamenti che sono stati individuati nella città di Padova e nella città di Piazzola sul Brenta. Istituzioni e organizzazioni del privato sociale, del grande mondo della solidarietà. Ricordiamo la tradizione di Padova che nel 2020 è stata capitale europea del volontariato, sono pronti a fare quadrato. C'erano anche i rappresentanti della Caritas diocesana che stanno raccogliendo nelle varie parrocchie le disponibilità delle persone ad accogliere. C'è però una grande preoccupazione messa in campo dalle istituzioni, che è quella del possibile arrivo, e del resto le immagini che tutti abbiamo visto in questi giorni e che ci hanno toccato davvero nel cuore, di questi bambini che venivano portati anche dalle mamme, al di là del filo spinato, quella bambina insomma che ha commosso il soldato americano, dell'arrivo di minori non accompagnati. È questa la grande preoccupazione per quanto riguarda le istituzioni padovane, che di fatto questo tavolo sono pronte a convocarlo in qualsiasi momento. Quindi dicevamo 30 agosto come data che è stata fissata, e 13 persone, il primo nucleo?
Sì, ti confermo la data, dovrebbe essere questa, il 30 agosto, sicuramente entro la fine del mese. Sono persone presumibilmente già arrivate in Italia su un gruppo di 450 persone che sono in questo momento a Roma, dove stanno facendo la quarantena prima poi di essere affidate alle varie città e province italiane. Per questo tutte le prefetture di fatto sono convocate in questo momento. Padova ha già individuato le prime soluzioni come vi ho detto poc'anzi, quindi 450 persone già in Italia, perché il Presidente della provincia, probabilmente il confronto è stato serrato al tavolo, diceva da Kabul, adesso di fatto non si parte, infatti anche i minori e non accompagnati che potrebbero arrivare in Italia dovrebbero arrivare ovviamente dalla rotta balcanica, dove le maglie sono più fragili e quindi è più facile che riescano a muoversi. Sull'altro fronte invece, per quanto riguarda il Covid, il ritorno sempre a Padova e in altre piazze del Veneto oggi del movimento No Green Pass, in piazza Duomo nuovamente, è così? Sì, l'appuntamento è alle 18, gli organizzatori hanno grande fiducia, insomma ho consultato anche poco fa la loro pagina Facebook per capire come si muoveranno, hanno grande fiducia sul fatto che saranno davvero tante le persone che saranno a Padova. È un invito al confronto quello che viene fatto dagli organizzatori della manifestazione del Veneto No Green Pass, vorrebbero avere un dialogo anche con le istituzioni, con le autorità, anche insomma con medici convinti dell'importanza del vaccino. Tra l'altro loro si definiscono non antivaccinisti, non no-vax, si definiscono persone che vogliono poter scegliere se fare il vaccino o meno. Gli organizzatori hanno grande fiducia che saranno migliaia le persone che parteciperanno nel pomeriggio di oggi. L'appuntamento è alle 18 in Piazza Duomo, noi cercheremo di capire quante davvero saranno, poi andremo a verificarlo. E lo vedremo nel nostro telegiornale del Veneto. Allora grazie e buon lavoro a Chiara Gaiani, grazie. Grazie Nicola, buon lavoro a voi. Allora, fra poco ci collegheremo e torneremo a parlare di No Green Pass, ma anche di Afghanistan e non solo, anche di tornelli con la nostra Ilaria Marchiori. Prima però, che vedo già collegata, una brevissima pausa pubblicitaria e poi andiamo a Venezia. Rieccoci in diretta, stiamo per collegarci con Venezia, con la nostra Ilaria Marchiori, e con le quali faremo un po' il punto della situazione su diversi fronti, la questione dei flussi della Venezia, diciamo l'abbiamo chiamata così, a numero chiuso dal 2022, la visita su prenotazione, ma agli albergatori e alle categorie non piace lo strumento impattante dei tornelli e dei varchi, quindi chiedono altre soluzioni. Torneremo a parlare anche del No Green Pass e anche dell'Afghanistan. Allora, a proposito di Afghanistan, la ricognizione è anche nella Marca trevigiana, con un'ipotesi dell'utilizzo iniziale della ex caserma Serena, ma i sindaci e le realtà del territorio, come dicevamo, chiedono risorse, chiedono spazi, chiedono garanzie al governo. Premettendo che non si può non essere a fianco di coloro che hanno bisogno, coloro che fuggono dalla guerra. Io sono preoccupato perché a questa nuova ondata di soggetti in difficoltà umanitaria, chiamiamola così, si sommano i migranti e gli sbarchi che continuamente arrivano in Italia e preoccupano i sindaci. Ci preoccupano perché non abbiamo risposte da poter dare, non abbiamo strumenti per poter aiutare questi bisognosi. Questione di etica e di pratica, e se la prima dice di non voltarsi dall'altra parte di fronte al dramma del popolo afghano, la seconda pone i soliti problemi operativi già visti in casi analoghi e più in generale con il tema immigrazione. La competenza per la gestione dell'immigrazione in qualsiasi caso è statale e dovrebbe farsene carico lo Stato, oppure dare alle singole comunità gli strumenti per poter essere a fianco di questa emergenza. Questa è la posizione che il presidente della provincia porterà al vertice già convocato per la prossima settimana in prefettura, con la stessa Maria Rosaria Laganà che conferma come ci sia una ricognizione in corso di spazi e disponibilità in tutta la Marca. Fino a 30 posti sarebbero già stati trovati all'ex caserma Serena di Casier, pronta a ricevere interi nuclei familiari. Poi scatterà un modello di ospitalità diffusa e qui le posizioni potrebbero differenziarsi. Marcon, da sindaco di Castelfranco, porta un esempio su tutti.
A Castelfranco Veneto il bando per l'assegnazione delle case popolari ha visto 153 richiedenti e tra questi molti extracomunitari, molti che sono già fuggiti da guerre, e troverò risposta per una quarantina. Cosa dirò a coloro che sono arrivati 50esimi o 60esimi? Non ho strumenti per poter aiutare. Concetto degli spazi ribadito anche dal primo cittadino di Ponte di Piave, Paola Roma, presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2. Se si deve intervenire comunque a livello generale e quindi bisogna avere anche delle misure idonee anche sotto il profilo igienico-sanitario per poter ospitare. Insomma, il mosaico dell'accoglienza resta di difficile composizione, al di là delle dichiarazioni di principio, con la Commissione Comunale Pari Opportunità e il Comune di Treviso che per esempio promuovono per domenica 22 agosto alle 18:30 in Piazza dei Signori un flash mob a sostegno del popolo afghano. La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza con l'invito a indossare un indumento o un accessorio di colore bianco come augurio di pace e di libertà. E questo in attesa del vertice in prefettura e di eventuali nuove comunicazioni. Insomma, ecco, l'ipotesi dell'ex caserma Serena torna quindi al centro della scena dopo l'estate ad altissima tensione dello scorso anno. I residenti ma anche gli amministratori del posto dicono sì all'accoglienza ma a precise condizioni. Sentiamo e poi andiamo a Venezia. Il servizio sull'ex caserma Serena. Io sono per il sì, purché sia sotto controllo, che non succeda come l'anno scorso, perché poi un ammasso di persone naturalmente di varie etnie, cosa potrebbe succedere? Dunque ok, ho dato una mano, però credo che ormai con le esperienze che abbiamo avuto che non ci succeda quello che è successo, insomma. È un sì condizionato quello del sindaco di Casiera, Renzo Carraretto, di fronte all'ipotesi, sarebbe meglio dire cauta certezza, di un coinvolgimento diretto della caserma Serena nella prima fase di accoglienza degli afghani in fuga dal regime. Posizione quella del primo cittadino dettata anche da quanto successo esattamente un anno fa tra queste mura, quando a causa Covid erano scoppiate delle violenti rivolte. Dico che siamo al punto di partenza, nel senso che per carità dare una mano, ospitare e ben volentieri aiutarci, credo che non ci siamo mai tirati indietro nessuno. Però tutto quello che è successo l'anno scorso credo che non si possa dimenticare in 224. Controlli serrati, flussi limitati e sicurezza anche sanitaria, queste le condizioni del sindaco alla prefettura, condivise tra l'altro dai residenti. Quando c'era la TBC sappiamo quante lastre sono state fatte in ospedale, poi c'era la pandemia, adesso arriva sempre in pandemia, arrivano questi ospiti che non sappiamo se sono stati controllati, se sono stati vaccinati, se hanno cosa. Sono persone che vivono accanto a noi, ma nessuno pensa a noi. Sicurezza sanitaria, ma non solo. Se uno arriva qua e dice che è profugo o clandestino, ma dimostra di lavorare e di integrarsi nella società, io non ce l'ho con lui, non è il colore della pelle che mi può dar fastidio. A me dà fastidio quando penso che decine e decine, migliaia di persone sono qui e sono mantenuti dallo Stato. Questo a Treviso, nella zona tra Treviso e Casiera, nella zona dell'ex caserma Serena. Anche Vicenza si immobilita ed è pronta ad accogliere i profughi afghani. Vediamo la situazione a Vicenza. C'è un pezzo di Afghanistan in fuga, c'è un pezzo di Afghanistan che in questi anni ha lavorato per costruire un paese più moderno e democratico e che oggi, spinto via dai talebani, cerca accoglienza in Europa. L'Italia apre le porte e anche Vicenza è pronta a ospitare i profughi afghani. I sindaci aspettano di avere indicazioni dal governo. Credo che Vicenza, città solidale per definizione, per storia e tradizione, debba accogliere una quota naturalmente di profughi. Sono soprattutto donne e bambini o famiglie di persone che hanno lavorato per le nostre forze armate e che se rimanessero lì rischiano veramente la vita. Quindi è un'emergenza umanitaria sulla quale i comuni devono comunque dirla loro, e ritengo condivisibile la posizione di ANCI Veneto del Presidente Mario Conte, per cui è necessario che lo Stato faccia da regista, che ci dia le risorse, e noi siamo pronti con i nostri servizi sociali a sostenere questa iniziativa.
La prefettura non ha ancora messo a punto un piano, un tavolo verrà riunito la prossima settimana. Nel frattempo però gli Stati Uniti si sarebbero già attivati. Sì, perché Vicenza è una città tipica, ospita la base militare americana e proprio nella caserma Ederle potrebbero arrivare in queste ore i primi profughi afghani. Sì, questa è una notizia che ho ricevuto anch'io, dovrebbero arrivare in quota agli Stati Uniti, quindi li gestirebbero loro direttamente all'interno della base, chiederanno probabilmente un aiuto perché mancano tutti i beni di prima necessità. Mancano beni di prima necessità e Vicenza è pronta a dare il giusto supporto. Noi siamo pronti anche a dare una mano agli americani, abbiamo incontrato nelle scorse ore per parlare dei soliti termini di collaborazione con il nuovo comandante della base e sicuramente potremo fare un po' di regia e supporto per trovare un po' di vestiario per aiutare queste persone. Allora, dovremmo essere in collegamento adesso con la nostra Ilaria Marchiori a Venezia, la vedo pronta. Allora, tanti ai temi anche a Venezia. Visto che abbiamo parlato di Afghanistan, dacci gli ultimi aggiornamenti anche nel veneziano. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti voi, eccoci qui proprio per gli ultimi aggiornamenti che arrivano dal veneziano, perché abbiamo sentito parlare di questo numero, questo 87, che sono le famiglie composte da mamma, papà, bambini e anche nonni che dovrebbero arrivare in Veneto direttamente dall'Afghanistan. 5 di loro sarebbero già al sicuro a Venezia, altri dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. Il condizionale però in questo caso è d'obbligo perché si sta ancora decidendo, si stanno ancora facendo tutte le valutazioni, tanto che la prossima settimana dovrebbe essere, è stato indetto per martedì un incontro in prefettura a Venezia dal prefetto appunto di Venezia Vittorio Zappalorto insieme alle prefetture delle altre province proprio per decidere come e con che numeri dovrà essere disposta questa accoglienza. Dunque è tutto ancora in divenire, il piano che è in via di definizione ed è anche in attesa al vaglio del Ministero. La prossima settimana dunque sarà importante capire che cosa ne uscirà da questo incontro e dunque avere i numeri precisi e anche tutte le informazioni a riguardo. Oggi a Venezia è una giornata calda non solo dal punto di vista meteorologico ma anche perché, come abbiamo sentito anche prima nel collegamento della collega Gaiani, Stava probabilmente dicendo che anche a Venezia ci sarà la manifestazione dei No Green Pass prevista per le 18, c'è qualche problema tecnico, insomma ve lo confermo io, ecco quello che stava per dire Ilaria Marchiori, e cioè che come l'abbiamo visto anche nelle scorse settimane, sempre di sabato, le manifestazioni dei No Green Pass sono simultanee, diciamo, in tutte le piazze dei principali centri, saranno anche a Treviso in Piazza dei Signori. Vediamo se si riesce a ripristinare il collegamento, lo chiedo a Tony Esposito e Marco Gagliazzo che sono in regia e che ringrazio. Nel frattempo, allora, se non riusciamo a ripristinarlo, torniamo a parlare ora del Covid, vi diamo subito un aggiornamento sulla vaccinazione in Veneto. Sono 2.848.507, pari al 58,7% della popolazione residente, i cittadini in Veneto ad aver completato il ciclo vaccinale anti-Covid. Secondo il bollettino regionale, il 68% della popolazione ha ricevuto almeno una dose. E quindi questa è la situazione dell'ultimo bollettino. E allora vedo e ringrazio già in collegamento il direttore regionale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, Francesco Venazzi. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, noi ieri abbiamo visto, e casomai poi lo faremo risentire, il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha fatto un po' il punto della situazione anche sui ricoveri, mostrando quel grafico delle terapie intensive in Veneto. Ne parlerà poi ampiamente lunedì con il dottor Paolo Rosi, mostrandoci come i ricoveri in terapia intensiva si sono rialzati tanto da superare il picco di giugno. Allora le chiediamo com'è la situazione nella Marca Trevigiana dal punto di vista dei ricoveri, ovviamente con il monitoraggio della terapia intensiva. Intanto questo. Allora, noi da stamattina alle 8, il bollettino delle 8, noi abbiamo 51 ricoveri, di cui 7 persone in terapia intensiva, 6 in semi-intensiva e 41 diciamo tra malattie infettive e medicina. Abbiamo 5 persone in terapia intensiva
a Treviso e due persone in terapia intensiva a Conegliano. Questa è un po' la situazione, quindi decisamente rispetto a qualsiasi altro periodo dell'anno, gli altri anni, quindi diciamo nei 2 anni 20 e 21, sicuramente abbiamo un numero elevato di persone in terapia intensiva. Tengo a precisare che sono tutte non vaccinate e il rapporto anche numero di ricoveri rispetto alla terapia intensiva è più alto rispetto a altri periodi. Abbiamo letto anche di una 27enne, una persona di 27 anni non vaccinata in terapia intensiva, è così, ce lo conferma? Doveva andare in terapia intensiva, per fortuna ieri sera mi hanno detto i miei, sono riusciti a mantenerla in semi-intensiva, quindi in pneumologia con gli alti flussi, per fortuna. Però come possiamo vedere anche i giovani ormai arrivano in terapia intensiva, vanno ad alti flussi in pneumologia, quindi credo che il problema sia evidente. Chi non si vaccina chiaramente rischia di afferire in ospedale e soprattutto poi di andare ad alti flussi, quindi o in pneumologia o in terapia intensiva. Tenete conto che queste persone non hanno grosse patologie, non hanno, perché a parte qualche ipertensione e un cardiopatico, il resto sono persone che non hanno pluripatologie. Ecco, sempre ieri nel punto stampa il governatore Zaia ha parlato anche della vaccinazione 12-19 anni, ha detto insomma si parla tanto di 12-19 anni, ma mostrando i dati alla mano c'è un aumento anche della vaccinazione in questa fascia d'età. Resta ovviamente un punto cruciale questo, tant'è vero che da martedì aprirete l'ambulatorio pediatrico di consultazione, insomma, per consulenze per i genitori. È questo il focus ovviamente principale a meno di un mese dalle scuole, dall'inizio delle scuole? Sì, è questo il focus, tant'è che noi oggi vaccinati prima dose sulla popolazione che va a 12-19 siamo al 58,5%, quindi supponiamo che entro l'8 settembre di arrivare almeno sulla popolazione complessiva dei giovani al 58-60%, però questo non basta, lo sappiamo benissimo, perché dovremo puntare almeno al 65%, quindi stiamo facendo un lavoro che io ritengo fondamentale, perché il problema vero è rassicurare i genitori, spiegare ai genitori realmente cosa significa vaccinarsi e cosa significa non vaccinarsi, poi liberissimi di scegliere, però devono avere questa chance. E quindi quello che stanno facendo molto bene i nostri pediatri del territorio, diretti dal dottor Battaglini, che ovviamente fanno counseling, quindi danno consigli ai genitori. Noi abbiamo voluto farlo anche in ospedale perché il dottor Martellossi aveva avuto qualche richiesta, diverse richieste, e quindi di conseguenza abbiamo ritenuto, e ringrazio il dottor Martellossi, di aprire anche questa possibilità ai genitori per poter poi vaccinare i loro figli in sicurezza. Qual è la domanda che vi chiedono di più i genitori? Chiaramente le reazioni avverse, perché si è detto tanto, si è parlato tanto. Oggi abbiamo visto anche qualcuno che ha detto, mi pare una sportiva anche molto brava, che ha parlato di pericardite. Ecco, noi i casi sono rarissimi, ma comunque ricordo a tutti che è un'infiammazione che comunque può guarire da sola o comunque guarisce con una cura, ma sono quegli eventi rarissimi che avvengono con le vaccinazioni, come possono avvenire con la vaccinazione del tetano o del morbillo, o con l'influenza, la vaccinazione antinfluenzale. Le reazioni che noi abbiamo rilevato sono rossore nel luogo di inoculazione, qualcuno ha manifestato una febbricola che è durata poche ore, un po' di astenia, cioè di stanchezza, ma tutte cose che si sono risolte nel giro di qualche ora. A differenza invece di chi prende il Covid, che purtroppo il cosiddetto long Covid, cioè quello che porta dopo il Covid, sono veramente sensazioni e difficoltà che si protraggono nel tempo. Ecco, lo vogliamo ricordare quali sono proprio gli effetti del long Covid, perché ieri per esempio c'era la testimonianza dall'ULSS 1 Dolomiti di Bortolo Mainardi, una delle tante testimonianze che girano, no, in queste settimane importanti, per dire: io sono un sopravvissuto al Covid, dico a tutti vaccinatevi, sono un sopravvissuto. Ci sono persone che continueranno ad avere danni o effetti forse permanenti o comunque a lungo termine. Li ricordiamo quali sono questi effetti? Beh, sicuramente, come prima dicevamo, l'astenia in lungo termine e la sindrome manifestano stanchezza chiaramente, che perdura nel tempo, difficoltà anche a respirare in modo normale, quella sensazione di compressione e di difficoltà di trovare il respiro,
difficoltà a poter continuare a fare una vita normale, quindi fare attività sportiva se la facevano, andare in palestra, fare lunghe camminate, proprio perché questa sensazione, questa sindrome di stanchezza cronica purtroppo imperversa per diverso tempo. Tornando alla scuola, obiettivo, diceva lei, insomma, l'obiettivo principale sarebbe l'optimum, arrivare al 65% per l'inizio per i giorni a ridosso della scuola, è così? Sì, assolutamente sì, questo ci darebbe più sicurezza, tenendo conto anche che gli insegnanti si sono vaccinati in un numero molto consistente. Arriveremo con la seconda dose a vaccinare il 96% degli insegnanti, quindi il problema è stato risolto per quanto riguarda coloro che sono gli educatori di ragazzi. L'importante è però che anche i ragazzi arrivino a vaccinarsi in modo tale da essere tranquilli loro, quindi fare una vita di società normale e soprattutto rendere tranquilli chi a loro è vicino e magari hanno un'età tale che possono diventare a rischio. È anche per questo che avete messo in campo un'altra soluzione, quella del camper vaccinale, la prossima settimana? Sì, abbiamo messo in campo una soluzione del camper vaccinale, soprattutto nell'area della Pedemontana, che è un'area difficile dove i Novax sembra abbiano delle radici molto profonde negli anni, e grazie alla Presidente della Conferenza, l'autoressa Rampin, ma anche i sindaci degli altri comuni limitrofi, riusciremo a fare degli open day che ovviamente non sono riservati solo ai ragazzi, perché a noi interessa anche proteggere gli over 60 che ancora non sono vaccinati. La proposta che facciamo anche agli over 60 è quella di vaccinarli con Janssen, quindi Johnson & Johnson, in modo tale da dare a loro l'immunità con una dose sola, ma soprattutto il Green Pass. Si diceva ieri durante la conferenza del governatore Zaia, perché si è parlato sia dei sanitari Novax che della questione scuola, ed emergeva questo paradosso, il paradosso del personale scolastico che, nonostante a livello veneto 189 irriducibili che hanno già detto noi non ci vaccineremo, c'è comunque un numero importante di gente che non si è ancora vaccinata ma che potrebbe vaccinarsi. Diciamo che il numero è molto più alto nel personale sanitario, soprattutto nel privato più che nel pubblico. È un paradosso che il personale sanitario abbia queste resistenze, ad esempio, di più del personale scolastico che non frequenta l'ambito scientifico. Come mai? Se l'è spiegato? Sì, sicuramente è un paradosso ed è un assurdo, però anche devo dire che il numero di sanitari, quindi parliamo di medici e di infermieri, cioè quelli che hanno fatto un percorso anche universitario tale da capire cosa significa vaccinare e che significato hanno le vaccinazioni, non stiamo parlando del Covid, in generale nel mondo, per aver salvato tante vite umane nel mondo, perché la verità è questa: chi ha fatto un percorso di studio di questo tipo forse è più consapevole, tant'è che il numero di medici che sono Novax o che non vogliono vaccinarsi sono pochissimi, e devo dire altrettanto lo sono anche gli infermieri, rispetto magari agli operatori sociosanitari che per loro formazione non hanno magari avuto modo di studiare o di leggere quelle conseguenze che si possono avere o si sono avute a causa del non vaccinarsi o il non vaccino. Poi è un paradosso perché chiaramente chi cura gli altri li cura soprattutto con il Covid, e dovrebbero essere consapevoli che oggi l'unica arma che abbiamo, perché è vero abbiamo anche gli anticorpi monoclonali che aiutano, ma non sempre riescono ovviamente a guarire. Quindi di conseguenza dovrebbero essere consapevoli che l'unico modo per fare in modo che le persone non arrivino in ospedale, non si ammalino gravemente e non vadano in rianimazione è la vaccinazione. Questo all'oggi, poi non lo sapremo in futuro, ma all'oggi è l'unico modo. Le faccio le ultime due domande. La prima, c'è il dato trevigiano delle sospensioni per ora dei sanitari che non si sono vaccinati e ne vogliono vaccinarsi, e ieri si parlava di 207 a livello regionale sospensioni. A Treviso com'è la situazione? Allora, a Treviso noi abbiamo mandato via la lettera e quindi adesso hanno tempo fino a martedì per potersi vaccinare. Poi non sono io che lo verifica, lo verificherà il Dipartimento di Prevenzione, che è quello idoneo a fare questo, incrociare i dati. Noi abbiamo sostanzialmente una decina di infermieri che non hanno risposto. Poi abbiamo diversi OSS
e poi soprattutto abbiamo anche 5 medici famiglia, 5 medici famiglia e 6 medici di continuità assistenziale che hanno tempo fino a martedì di risponderci, e poi noi ovviamente dovremo partire con la segnalazione all'ordine e il procedimento di sospensione. Quindi più o meno il totale è di quanto, facendo due calcoli? Facendo due calcoli, diciamo approssimativamente circa 30 persone, ecco, che riguardano la nostra ULSS, certo. E di riflesso anche i medici famiglia, che io considero come dire persone che lavorano per la nostra ULSS. L'ultima domanda: qualche tempo fa ci aveva parlato, proprio tornando alla questione della vaccinazione dei giovani, dei ragazzi, tra le armi anche la possibilità di cercare qualche influencer che consigliasse ai ragazzi, si appellasse ai ragazzi. Li avete trovati? Li state trovando? Allora abbiamo pensato che più che un influencer che magari voglio dire ci chiedono anche dei soldi per fare una pubblicità di questo tipo o un messaggio di questo tipo, abbiamo pensato ai ragazzi e difatti, come lei forse avrà visto, certo, noi abbiamo utilizzato i coetanei, i quali hanno sostanzialmente spiegato il perché si vaccinano ai loro coetanei. Credo che come dire, un messaggio tra pari forse possa servire di più, e devo dire che quando abbiamo fatto girare quei messaggi abbiamo avuto un aumento di adesioni da parte dei giovani. Benissimo, grazie allora, grazie al direttore generale Francesco Benazzi, grazie e buon lavoro, grazie. Grazie, arrivederci. Allora, così la situazione nella Marca trevigiana. Vediamo allora le parole del governatore Zaia di ieri, che ha parlato anche del piano scuole insieme all'assessore Lanzarin. È innegabile che noi siamo preoccupati rispetto all'apertura delle scuole, perché saranno assembramenti naturali, saranno trasporti, saranno ragazzi che resteranno in classe per ore e dobbiamo fare in modo che la scuola non torni in DAD. Lo sguardo è rivolto lì, al 13 settembre, quasi alle porte. Il D-Day lo chiama Zaia, ecco perché la Regione sta ultimando il progetto per rendere l'inizio delle lezioni sicuro. In settimana vi presenteremo un piano per la scuola, che posso dire, a me ha fatto piacere che il commissario Figliuolo mi abbia chiamato per avere le carte dal Veneto per il nostro progetto della scuola Sentinella. Tamponi salivari molecolari con esito in 24 ore per le scuole Sentinella, che saranno individuate soprattutto nella fascia delle elementari, dove la vaccinazione non è prevista. Nel frattempo la ricognizione dei vaccinati del personale scolastico, che si compone di 107.469 tra docenti e ATA, è questa. Oggi risultano vaccinati 92.380, pari all'85,96%. Con una presenza di 189 irriducibili che hanno già informato di non volersi vaccinare. Percentuale comunque buona sul fronte scuola, a differenza di quanto accade nel personale sanitario. 16.290 ancora non vaccinati in Veneto, di questi 4.189 sono personale alle dipendenze della Regione. Insomma, nel privato più Novax che nel pubblico. 207 invece le sospensioni fin qui messe in atto in totale. Quadro da tenere conto in un momento in cui i ricoveri in terapia intensiva salgono, raddoppiati in una settimana, analisi che preoccupa la Regione. Alla vostra sinistra la curva parte, la curva rossa parte, ed è il picco del 1° di giugno. Le terapie intensive il 1° di giugno, poi vedete sono calate le terapie intensive, la vedete qui, 1° giugno vanno giù e poi tornano su. Oggi qual è la notizia? Che siamo sopra il 1° giugno. 48 persone in terapia intensiva per Covid, 401 se si contano le altre patologie. La situazione è in costante monitoraggio. Di contro, il dato positivo è che con il carico di nuovi positivi al giorno, in media 500, l'ospedalizzazione resta comunque bassa. Perché accade questo? Ma è semplice motivo. Perché lo vediamo da due dati. In terapia intensiva oggi in Veneto abbiamo l'80,6% di persone che non si sono vaccinate o che hanno avuto solo una dose. In particolare sull'80,6%, 80,6%, il 2% sono persone che hanno solo una dose. Vaccino arma cruciale, tutte le fasce d'età procedono a sprombattuto, anche i 12-19 anni, mentre i ventenni hanno superato in percentuale i quarantenni. Obiettivo confermato: avere l'80% dei veneti immunizzati a ottobre, mentre l'ultima stoccata di Zaia è riservata alle cure domiciliari, che accusa il sistema di ostacolarle. Niente di più falso, spiega il governatore, mostrando la comparazione storica di due dati. 22.711 curati in ospedale, 448.000 positivi. Cosa vuol dire? Che 448.000 meno 22.000 fa
426.000 più o meno, anzi circa 425.000 curati a casa. Allora, queste le parole del governatore del Veneto Luca Zaia ieri, che ha fatto il punto anche sulla scuola insieme all'assessore Emanuela Lanzarin. Insomma, avete capito, l'86% circa del personale scolastico in Veneto è vaccinato e quindi può ottenere il Green Pass, ma c'è un fronte aperto sul Green Pass a scuola e ce ne parla il vicepresidente di ANIEF Veneto, questo sindacato che ha avviato una vera e propria petizione. Allora gli chiederemo, e lo ringrazio per essere con noi, Patrizio Del Prete, qual è, che numero ha raggiunto a livello nazionale ma anche a livello veneto la petizione. In sostanza, mi corregga se sbaglio, voi chiedete che venga cassata, diciamo, la norma sul Green Pass, perché dite il Green Pass non risolve i problemi delle scuole, l'ampiezza delle aule, le classi pollaio appunto sono altre. Allora, Patrizio Del Prete, buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a lei e grazie dell'invito. Allora, pronto? Sì, la sentiamo. Okay. Allora, voi dite, voi siete contrari al Green Pass a scuola per il personale, è così? Noi siamo contrari, però volevo fare una premessa. Certo. Io sono vaccinato, certo. Invito i colleghi e il personale scolastico a vaccinarsi, però non ci piace l'obbligo del Green Pass, quindi abbiamo sviluppato una petizione che ha raggiunto in 9 giorni 120.000 firme che presenteremo al Parlamento contro proprio l'obbligo del Green Pass, perché questo è un falso problema. È un falso problema perché a scuola, i dati di prima, inutile ripetere, l'ha detto anche il Presidente Zaia, vedono e chiariscono che il personale scolastico nella sua responsabilità, a proposito del coraggio e della responsabilità di cui parla anche il Presidente della Repubblica, il personale scolastico l'ha dimostrato sin da subito. Siamo all'86%, se lei esclude i lavoratori fragili, più o meno ce ne mancano altre 3 o 4 mila su 107.000 personale scolastico. Noi siamo contro l'obbligo perché è un falso problema, perché noi per la sicurezza nelle scuole è necessario soprattutto un dimensionamento che noi abbiamo fatto presente al Ministro Bianchi firmando in maniera responsabile il Patto per l'Italia con la scuola, dove c'era stato promesso un ridimensionamento, significa abbattere il numero degli allievi in classe, quindi portare su 35 metri quadrati. Questi sono dati non inventati da ANIEF o da Patrizio Del Prete, sono dati del Politecnico di Torino, dove nelle scuole per stare bene, in sicurezza, poi dopo parliamo anche del distanziamento, occorrono esattamente 35 metri quadrati. Quindi stanno bene 14 alunni più un docente. A questo poi si aggiunge il distanziamento previsto appunto a causa Covid di 1 metro, quindi i volumi si raddoppiano. Allora, la domanda è, in 3 anni quasi di pandemia, cosa è stato fatto? Assolutamente nulla. Noi abbiamo chiesto appunto il dimensionamento, l'abolizione, di rivedere il DPR 81 del 2009 che ha fortemente appunto ridimensionato gli istituti e quindi anche le classi. Ecco perché per noi è un falso problema. Poi c'è tutta la questione dei tamponi. Anche qui noi non abbiamo firmato il protocollo sulla sicurezza appunto perché lo vediamo non come un qualcosa per la sicurezza, ma come una scorciatoia. Allora, perché visto che il governo attualmente prevede delle scuole sentinelle su base appunto del progetto Veneto, dove ogni mese si prevede 100.000 tamponi per allievi under 12 anni, i quali non sono obbligati quindi a vaccino, perché non renderli gratuiti anche ai docenti? Ecco, questo noi non comprendiamo. Perché questa caccia alle streghe, soprattutto per quanto riguarda i docenti? Non parliamo poi dei trasporti. Cosa è stato fatto per i trasporti? Pochissimo o assolutamente nulla. Il Presidente Zaia sa benissimo che nei vari incontri che abbiamo fatto anche con l'assessore Donazzani e l'assessore Lanzarin, che gli assembramenti, i contagi avvengono all'esterno delle scuole, ma soprattutto in prossimità di assembramenti, quali possono essere appunto le fermate degli autobus. Senta, la petizione, diceva lei prima, ha raggiunto quanto finora? 120.000 firme. A livello nazionale?
nazionale. Nel Veneto siamo su per giù, siamo già intorno ai 30.000-35.000 persone, quindi a dimostrazione che hanno firmato anche persone che sono vaccinate, certo. Perché i dati sono che gli irriducibili, che ormai sono sotto gli occhi di tutti, sono solamente 180 persone. Quindi queste 30.000 persone, 35.000 che hanno firmato pure nel Veneto, non sono persone non vax. Infatti a noi dispiace molto che ci si affianchi ai Novax. Noi non siamo Novax, noi siamo per la legittimazione, anzi noi siamo per uno Stato di diritto, perché il regolamento europeo è un regolamento, non è una direttiva, vieta esplicitamente qualunque tipo di discriminazione o obbligo vaccinale. Quindi semmai le armi dovrebbero essere una persuasione per coloro che non credono, rimarranno anche riducibili, però consentire anche a loro di farsi appunto i tamponi, che essi siano appunto gratuiti. Senta, e su questo a livello nazionale il ministro Bianchi vi ha risposto? C'è un'apertura o è muro contro muro? Le faccio presente che il ministro Bianchi, talmente che ha fatto l'apertura, cioè nulla. Noi non abbiamo firmato il protocollo sulla sicurezza, l'hanno firmato le altre organizzazioni sindacali perché sapevamo, tranne poi che di 2 giorni fa un ripensamento di tutte le organizzazioni sindacali, perché il capo, appunto, il braccio destro del ministro Bianchi ha esplicitato una nota ministeriale dove esplicita che i tamponi non sono gratuiti, ma sono solamente gratuiti per tutti, ma solo per i lavoratori fragili. Allora, nell'accordo non si diceva questo. E quindi attualmente ha aperto a tutti che noi non ci ha invitato il 24 di agosto e quindi aspettiamo il da farsi, cosa ci diranno circa appunto i problemi della sicurezza, perché il problema della sicurezza interessa a tutti, interessa gli studenti, le famiglie, i lavoratori, il sindacato. Allora lei immagina una classe, e questo si verificherà soprattutto nelle scuole superiori, forse meno nelle scuole primarie, però lì nelle scuole primarie c'è più un problema di contagio dei bambini verso gli adulti. Ecco perché le scuole sentinelle saranno concentrate sulle scuole primarie. Il problema nelle superiori, noi abbiamo classi di 27 quando ci va bene, se non 30 alunni. Zaia l'ha detto lui, cioè, quindi anche lui sa benissimo che le classi con 30 alunni scoppiano. E poi far ridere il decreto oppure le note esplicative del Ministero dove si dice che si raccomanda il distanziamento sociale. Qualora non vi fosse, bisogna un attimino ottimizzare, ma non bisogna tornare appunto alla data. Allora il problema è: la malattia c'è o non c'è? La reazione non può essere solo l'apertura delle finestre. Il problema che noi poniamo ancora una volta è il dimensionamento delle aule, che questo serve anche dopo l'uscita dalla pandemia, per la didattica, per il futuro, perché c'è un'innovazione incombente. E quindi, siccome noi a maggio abbiamo firmato un patto per l'Italia con accento alla scuola, dove si esplicitava innovazione, dimensionamento, reclutamento, tutta una serie di tematiche che fino ad ora non sono assolutamente avvenute. Oppure come la favola, come è successo già l'anno scorso, 70.000 docenti in ruolo, poi in realtà ne hanno posti 20.000. Oppure l'altra favolina adesso di 113.000 posti in ruolo, quando in realtà il ministro parla di 46.000. Dai nostri dati invece risultano 30.000, soprattutto qua in Veneto c'è una grande penuria, soprattutto dei docenti di sostegno. Ecco, sono tutte queste argomentazioni. Allora, noi facciamo una richiesta ben precisa, presenteremo la petizione al governo e al Parlamento, e anche lì non c'è un accordo dove il sottosegretario Sasso della Lega vuole i tamponi gratuiti, la sottosegretaria Barbara Floridia invece non vuole le sanzioni, cioè che si mettessero d'accordo tra di loro prima di fare delle uscite. Quindi noi chiediamo a gran voce che venga rivisto il DPR 81 del 2009, quello relativo proprio al dimensionamento delle classi pollaio, ma soprattutto vogliamo una scuola orientata al futuro, orientata all'innovazione, orientata alla formazione del personale scolastico. Quindi chiediamo che 1/3 del PNRR venga destinata alla scuola, come stanno facendo tutti i paesi europei.
Senta, mi dica lei... Prego. No, finisca pure, concluda pure il ragionamento. Il ragionamento è, mi dica lei, finanziano 350 milioni di euro per sostituire quei docenti che a settembre non presenteranno il Green Pass. E poi c'è tutto un problema logistico organizzativo. Sarà un caso che l'ANP, l'Associazione Nazionale Preside, ed ora anche l'ANDIS, l'altra Associazione Nazionale dei Dirigenti Scolastici, che si pongono contro questo articolo 1 del DL 111. Anzi, neanche loro l'hanno firmato. Cioè, andare in una scuola, significa proprio che questi hanno un'idea di scuola che è un'idea da anni 50, è un'idea di liceo che non c'è. La scuola è molto molto particolare, è una scuola che è cambiata in toto. Si va ad esempio negli istituti professionali, a scuola si entra alle 8 e si esce alle 5, quindi mettere un soggetto, i dirigenti scolastici lo sanno benissimo, un soggetto che controlli il personale, le entrate e le uscite, è pura follia. Le chiedo l'ultima domanda, se queste vostre istanze non verranno ascoltate, cosa succederà? Cosa farete come ANIEF e cosa accadrà quel 13 settembre, come l'ha chiamato il D-Day, Zaia? Allora, il 13 settembre abbiamo già proclamato uno sciopero, quindi per ogni singola regione, quindi qui nel Veneto capiterà proprio il 13 settembre, proprio sul discorso del dimensionamento, quello dell'eliminazione delle classi pollaie, e poi c'è tutto il discorso del reclutamento. Se questa petizione, noi crediamo che comunque in parte verrà accolta, non dovesse essere presa in considerazione, noi come sindacato siamo pronti, come l'abbiamo fatto anche per i docenti precari, per la loro stabilizzazione, perché l'Italia viene ripetutamente condannata dalla Corte europea affinché stabilizzi i docenti dopo 3 anni appunto di contratto a tempo determinato. Faremo una class action nei confronti appunto dei governi italiani, e di questo noi non temiamo nulla, anche perché comunque siamo un sindacato autonomo, siamo un sindacato che fa solo scuole ed università, e quindi andremo comunque avanti. Bene, allora grazie a Patrizio Del Prete che ci ha spiegato le motivazioni e ha sottolineato giustamente, non metteteci in mezzo con i Novax, noi non siamo Novax, ma noi chiediamo una scuola diversa, e voi dite insomma c'era tempo per pensare a una scuola diversa vista la pandemia, e questo è il concetto. Allora mi permette la conclusione, sì. Ecco, noi vogliamo una scuola che sia al passo con i tempi, e a passo con i tempi occorrono investimenti. Questi credono oppure no nella scuola. Ci hanno detto, abbiamo firmato un accordo a maggio con Accentro la scuola, ma ancora una volta è un accordo disatteso, perché nella scuola non ci crede nessuno, tranne nei momenti clou, quando bisogna ritornare perché sia un parcheggio per i genitori. La scuola non è un parcheggio, la scuola è il luogo ideale dove si fa socializzazione, si insegna la democrazia, si sta insieme, si imparano tantissime cose. Ecco, anche per la DAD, anche noi lì abbiamo dimostrato la nostra grande responsabilità. E parafrasando il presidente Mattarella, che ieri parlava del coraggio della responsabilità, il coraggio della responsabilità ci hanno avuto centinaia di migliaia di docenti che senza mezzi, senza strumenti hanno portato avanti le lezioni per 2 anni scolastici con una DAD, con piccolissimi investimenti. Quindi noi vogliamo che venga finanziata la scuola, e soprattutto vengano finanziati i 10 miliardi del PNRR. Quello a noi interessa, affinché la scuola, affinché la scuola vada avanti, e che serve per lo sviluppo del paese e di tutti quanti. Grazie a Patrizio Del Prete, ci sentiremo allora più avanti per capire se questa vostra petizione troverà uno sbocco, un'apertura. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei, buona giornata a tutti e a tutti quanti. Grazie. Allora, una breve pausa pubblicitaria e poi di nuovo in diretta. Nel febbraio di quest'anno ho subito la contaminazione del virus Covid-19. Ricoverato all'ospedale San Martino di Belluno, sono stato sedato e intubato per una decina di giorni in terapia intensiva.
È la testimonianza toccante che Bortolo Mainardi, architetto e noto esponente del mondo politico bellunese, ha inviato all'Ulse Dolomiti, che l'ha diffusa. È il racconto dell'evoluzione del contagio da Covid-19. Dopo la terapia intensiva, 3 mesi ulteriori di ricovero attaccato a un respiratore. La statistica mi colloca in quel 30% di sopravvissuti che gode di ottima salute. La stessa buona sorte non è toccata a 3 miei compagni di stanza, anch'essi ricoverati in rianimazione. Uno sopravvive oggi con gravi problemi respiratori, uno è da 5 mesi ancora all'ospedale e uno è morto in terapia intensiva. Riportato nel reparto di pneumologia, ho avvertito come la paura si è fatta calma piatta e la sensazione chiara di aver trapassato l'infinito e sfiorato l'aldilà. Senti che sei vivo. Vivo per delle casualità, per delle fruttualità, come nel mito di Edipo. Vivo soprattutto per le cure di eccellenza dei medici e degli infermieri. La scienza mi ha salvato la vita e ha salvato la vita di tanti, afferma Mainardi, che in questo periodo di campagna vaccinale rivolge il suo personale appello ai bellunesi tutti. A quei cittadini che ostinatamente non vogliono vaccinarsi, auguro di non infettare i loro figli e i loro nipoti tanto da doverli poi piangere. Auguro di non conoscere il tempio della terapia intensiva. Auguro nel caso di rientrare nel 30% dei sopravvissuti. Ma soprattutto auguro loro di guadagnare quel tempo per poter con umiltà poi ringraziare la scienza e ad alta voce chiedere scusa a tutti. Restiamo in tema, fra poco ci collegheremo con il sindaco di Asolo Mauro Migliorini, approfitteremo di lui anche per parlare di Covid, la sua professione è quella di infermiere e in questo anno e mezzo ha visto davvero di tutto, ma parleremo anche di Afghanistan e di profughi perché è stato il primo tra i sindaci della Marca a dire posso ospitarne già da subito se c'è bisogno e quindi torneremo a parlare di quello. Però abbiamo parlato della vaccinazione della fascia 12-18 anni con il direttore generale Benazzi, quindi l'importanza di arrivare all'inizio della scuola con una percentuale alta per poter garantire un inizio delle scuole sicuro. A Padova la campagna vaccinale è aperta per i ragazzi e i giovani a partire dai 12 anni, una vaccinazione sicura, confermano gli esperti dell'azienda ospedaliera di Padova che garantiscono sorveglianza e assistenza negli hub e a fine anno si potrebbe partire anche con i più piccoli. Pediatri a disposizione per l'assistenza nel padiglione 8 della Fiera di Padova, hub vaccinale gestito dall'azienda ospedaliera, servizi aperti per risolvere qualsiasi dubbio sia da parte delle famiglie che dei medici e pediatri. La copertura della popolazione più giovane resta fondamentale, spiegano gli esperti dell'azienda ospedaliera di Padova, soprattutto in vista della riapertura delle scuole. Ridurre la circolazione dell'infezione in età pediatrica è fondamentale per l'influenza e come ovviamente lo è per il Covid. Studi stanno mostrando come su bambini e ragazzi possono essere maggiori gli effetti del cosiddetto long Covid, la sindrome a carico di vari organi del corpo che si svilupperebbe anche in chi l'infezione l'ha vissuta da asintomatico. Ma è anche la sicurezza delle famiglie, quella della socialità dei più piccoli che va preservata. Avanzati gli studi sulla sicurezza dei vaccini per gli under 12. I primi a essere pronti saranno Pfizer e Moderna, vaccini sostanzialmente sovrapponibili anche nella composizione. A quanto si sa dovrebbero per fine anno appunto ottenere la registrazione al di sotto, o richiedere la registrazione più corretto, al di sotto dei 12 anni di età. Obiettivo vaccinazione del 12-18enni anche nell'ULS 3 è serenissimo. Allora sentiamo qual è il range, qual è l'obiettivo, il traguardo da raggiungere entro il 13 settembre. Nella prima settimana di agosto, come accennava lei, tra i miei pazienti ho avuto 6 casi contemporaneamente di infezione da Covid, anche in bambini particolarmente piccoli. Da inizio mese cresce il numero di bimbi positivi al Covid-19 nel distretto di Chioggia, così la testimonianza diretta del pediatra della ULS 3 della zona. Quindi questo
dice che il virus c'è ancora, il virus circola ancora, questa variante, la variante Delta, probabilmente colpisce più facilmente anche l'età pediatrica. L'età pediatrica, fra l'altro, è quella che non è ancora coperta dalle vaccinazioni, soprattutto sotto i 12 anni. Nei bimbi in età pediatrica, infatti, la positività al Covid non è uguale a quella degli adulti. La sintomatologia è comunque di tipo influenzale, con febbre, vomito e problemi intestinali, e se non curata nel tempo può portare anche delle complicanze cardiache. Così i pediatri, la cui richiesta a genitori e familiari è di tenere monitorati i bimbi sottoponendoli a tampone a scopo preventivo e per tenere al riparo dal virus tutto il nucleo familiare. Nella ULSS 3 da inizio pandemia, il 15 agosto scorso, 33 ricoveri di bimbi positivi al coronavirus, di cui 23 a Mestre, 5 a Milano, 3 a Chioggia e 2 a Venezia. Bimbe, quest'ultime, di 4 e 6 anni, poi trasferite a Padova in terapia intensiva. I bambini che arrivano in ospedale sono pochi, perché grazie al cielo il Covid non dà una patologia significativa nell'età pediatrica, che i bambini che sono stati ricoverati, come avete visto, circa la metà di quelli ricoverati a Mestre, 11 su 23 sono bambini di età sotto i 3 mesi, per cui non perché avessero una patologia grave, ma perché sono bambini particolarmente fragili. Da qui, stando ai medici, l'importanza della vaccinazione per i ragazzi in età pediatrica, anche in vista della riapertura delle scuole. Stiamo facendo un'operazione di rinforzo della vaccinazione nei ragazzini dai 12 anni in su, perché le evidenze ci dicono che la protezione vaccinale aiuta molto la riduzione della diffusione del virus e riduce l'eventualità di potersi ammalare. E adesso invece vediamo il caso che aveva accennato anche il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, il caso che ha fatto discutere in queste ore sui social, anche se poi parzialmente la stessa protagonista ha fatto un po' marcia indietro, lo spiegheremo dopo. È il caso della pallavolista trevigiana Francesca Marconi in forza al Bergamo Volley, che ha scritto sui social: si è sfogata, ho la pericardite, mi hanno diagnosticato questa pericardite, ho fatto la seconda dose di vaccino, adesso chi mi risarcirà? Sentiamo. Per Francesca Marcon, pallavolista coneglianese di 38 anni in forza al Bergamo Volley, non ci sono dubbi. A causare la pericardite che la sta costringendo a uno stop forzato dall'allenamento è stato il vaccino anti-Covid. Ho avuto e ho ancora oggi una pericardite post-vaccino. Chi paga il prezzo di tutto questo? Tuona la pallavolista sui social in un post che è subito diventato virale. Non sono Novax, ma di fare questo vaccino non sono mai stata convinta e ne ho avuto la conferma, racconta Francesca, 25 anni di carriera sulle spalle e un presente nella massima serie del volley nazionale. Anche per questo le sue parole hanno fatto rumore e irrompono all'inizio della stagione agonistica. Questa è la versione raccontata dall'atleta trevigiana, ma al momento non è dato conoscere l'esatta diagnosi. Il tema più in generale è quello di un'eventuale correlazione tra vaccino e infiammazioni cardiache. Su questo si è concentrato nell'ultimo punto stampa dell'ULSS 2 il numero 1 dei pediatri trevigiani. La patologia infatti interessa maggiormente i giovani. La stessa miocardite abbiamo visto che fra miocarditi e pericarditi, in uno studio di cui l'ospedale Bullo Garofalo di Trieste tiene il registro, ci sono stati 98 casi di miocarditi e pericarditi, cioè equivale con il numero di bambini che hanno avuto la positività al Covid circa un tasso di 150 per milione contro l'1 o 2 casi di miocardite per milione di vaccinazioni, ma di cui ancora in età pediatrica non è mai stata dimostrata la correlazione. Insomma, la pericardite sarebbe il più delle volte dovuta a un'infezione virale come il Covid e non al suo antidoto, intanto però è infiammarsi il dibattito. La stessa Marcon poi su Instagram, laddove poi ha raccontato anche di questa vicenda, ha detto non so se c'è la correlazione, forse è stata solo sfortuna, ma insomma ribadisce il suo concetto: se dovesse esserci una correlazione, chi risarcirà da questa situazione? Quindi il dibattito resta sicuramente aperto, anche se, come avete sentito, insomma, la scienza frena su questo, anche perché non c'è una correlazione diretta, non c'è una certezza della correlazione. Sul fronte opposto rispetto ad esempio al tema della vaccinazione pediatrica è la questione delle RSA, le RSA che guardano al futuro e ai prossimi mesi dopo questo anno e mezzo terribile, e c'è questo allarme già lanciato più volte della carenza degli infermieri nelle case di riposo. Sentite. Oggi la situazione è
sostanzialmente in tregua, ma siamo stremati, non abbiamo forza lavoro, non abbiamo infermieri, abbiamo posti vuoti perché non riusciamo a rispondere eventualmente alle richieste di anziani che devono essere accolti. Mesi di emergenza con operatori in prima linea e anziani ospiti che vedevano negli infermieri e negli operatori sanitari quella famiglia che il Covid teneva a distanza per la loro sicurezza. Mesi al fronte, ma la battaglia divampa ancora. È drammatica la carenza di infermieri nelle case di riposo di tutta la regione, che hanno posti liberi ma non possono accogliere nuovi ospiti proprio per questo. In parte questa carenza è stata sopperita grazie all'arrivo di personale da paesi al di fuori dei confini dell'Unione Europea. Per loro manca la proroga. Stiamo cercando di portare qui dai paesi extra UE perché c'è la norma che ce lo permette, infermieri. Pensi io arriverò alla fine di settembre ad avere 15 infermieri albanesi sui 23 che mi necessitano. Bene, sono 4 mesi che cerchiamo di dire al Ministro che deve fare la proroga perché questa scadenza è il 31 dicembre. Non abbiamo visto 2 decreti senza proroga, vuol dire che il 31 dicembre, se non arriva la proroga, questi 15 ragazzi andranno via. Sono molti gli anziani e le loro famiglie che rischiano l'assistenza. Il 31 dicembre si avvicina. Le case di riposo aspettano risposte dal governo. Così la situazione delle case di riposo. Saluto e ringrazio il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, che dovrebbe essere in collegamento Skype con noi. Vediamo se c'è. Buongiorno sindaco. Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, vorrei parlare con lei di Afghanistan, approfitto però del fatto che lei è anche una persona coinvolta in prima linea nella battaglia al Covid in quanto infermiere. E allora, volevo chiederle questo e poi parliamo di Afghanistan. Che effetto le fa vedere che ci sono ancora tanti personale sanitario, spesso tra gli infermieri, che hanno deciso di non vaccinarsi, i cosiddetti irriducibili? Personalmente mi fa star male perché dovremmo essere noi, personale sanitario in generale, quindi sia gli infermieri ma anche i medici, operatori sanitari e tutte le persone che lavorano a contatto con i pazienti, con i malati, ma anche all'interno delle case di riposo, con le figure cosiddette vulnerabili, essere i primi a dare l'esempio e a sottoporsi alla vaccinazione. Io l'ho fatta subito, appena mi è stata data la possibilità, senza se, senza ma. È l'unica arma che abbiamo a disposizione e non lo dice Mauro Migliorini, lo dicono i dati internazionali. Si è chiesto il perché, magari qualche collega, non lo so, che lei conosce, ha deciso di non farlo. Qual è la spiegazione? Secondo lei è una cattiva informazione, ma si crede che chi lavora in ambito sanitario le informazioni ce le abbia? Guardi, io posso capire che ci sia, come scusante, la cattiva informazione nei cittadini che hanno difficoltà a capire l'importanza di sottoporsi alla vaccinazione, ma non ci credo assolutamente nel caso degli operatori sanitari. È indubbio che l'informazione che è stata data o gli spot che sono stati fatti nel corso degli scorsi mesi come campagna pubblicitaria non ha certamente aiutato il cittadino normale. Ma il personale sanitario è a contatto costantemente con la scienza, con la medicina, con la conoscenza e la sapienza medica, per cui non è assolutamente una scusante. Non posso assolutamente, per quanto mi riguarda, capire chi mi dice sono le multi internazionali, sono le case farmaceutiche, sono i poteri forti, sono questo, sono quello. Cioè, ragazzi, non prendiamoci in giro e cerchiamo di lavorare tutti insieme e dare una mano non solo a questo benedetto paese ma anche a livello internazionale. A livello internazionale il punto focale adesso è sulla questione dei profughi. Allora c'è un lancio dell'agenzia ANSA del racconto di un pilota di un 767 con i profughi che dall'Afghanistan stanno lasciando il paese dopo l'arrivo dei talebani. Nei loro occhi abbiamo percepito la disperazione ma anche l'occasione di un nuovo inizio. Da uno dei voli dell'aeronautica che da giorni senza sosta stanno garantendo il ponte aereo da Kabul arriva la testimonianza toccante di un pilota di un 767 a bordo del mezzo 100 profughi, tutti di origine afghana, giunti in Kuwait e da lì ripartiti verso l'Italia. Abbiamo a bordo molti bambini e molte donne, nei loro occhi abbiamo visto la disperazione di lasciare le proprie case e il proprio paese, ma sicuramente comprendono l'opportunità che gli viene
fornita dall'Italia per trovare un futuro migliore e un nuovo inizio. Lei da subito è stato, credo, il primo sindaco, tra i primi, sicuramente nella Marca, non lo so, in Veneto, a dare la disponibilità. Ecco, sta vedendo anche un po' qual è il dibattito in corso tra gli amministratori locali. Gli amministratori dicono, molti amministratori dicono ok, va bene l'accoglienza, ma vogliamo garanzie dallo Stato, è una cosa che deve gestire in primis lo Stato. È una richiesta che fa anche lei? Guardi, per quanto riguarda Asolo, per quanto mi riguarda, dobbiamo fare due premesse. Allora, la prima premessa è che Asolo è sempre stata una città aperta ed accogliente. A inizio 1900 ha accolto i profughi armeni, di origine armena, che fuggivano dal genocidio dell'impero ottomano. A fine degli anni 70 Asolo ha accolto 200 profughi vietnamiti che scappavano dalla guerra civile del Vietnam, i cosiddetti boat people. Ed è anche bello ricordare che nel bacino di San Marco, quando sono arrivate le navi militari della missione italiana, voluta con forza dall'allora presidente Pertini, ad accogliere questi profughi in piazza San Marco c'era il Presidente della Repubblica e c'era il Presidente della Regione, che allora era un tal Carlo Bernini. E anche penso che questo sia assolutamente significativo, cioè le massime autorità nazionali e locali erano sul posto ad accogliere queste persone che fuggivano non dal Vietnam, prima ho detto Vietnam, chiedo scusa, dalle Filippine. Dalle Filippine. Ho sbagliato io. Scappavano dalla guerra civile dalle Filippine. E quindi io non ho avuto nessun problema, ma già nel 2015 come amministrazione, ma dirò di più, come consiglio comunale, tutto il consiglio comunale non ha avuto nessun problema nel 2015 a discutere e a votare con favore, a accogliere con favore la possibilità di aderire, allora si chiamava SPRAR, il servizio di protezione dei richiedenti. Esatto, senza nessun problema. Tutto il consiglio comunale, maggioranza e minoranza, ha detto di sì, facciamolo. Perché Asolo è una città aperta, perché ci sono persone che ne hanno bisogno. La cosa l'abbiamo continuata anche nel 2018, quando la legge Salvini ha chiuso gli SPRAR e ha aperto i cosiddetti SAI, cioè i servizi di accoglienza ed integrazione. E continuiamo a farlo. Attualmente abbiamo 15 rifugiati. I rifugiati vuol dire che hanno la tutela internazionale. Pronto? Sì, la sentiamo. Noi la sentiamo perfettamente. Bene, chiedo scusa, ho avuto un problema telefonico. E accogliamo questi rifugiati con tutela internazionale, suddivisi in diversi appartamenti, seguiti dai mediatori culturali, seguiti anche da psicologi, perché vengono da storie personali, familiari e di stati che solo a pensarci fanno un po' rabbrividire. Quindi anche ciò che raccontava adesso il pilota dell'aereo militare o di linea, sì, non mi stupisce, perché tra questi rifugiati abbiamo anche un giovane ragazzo, poco più che 18enne, che è fuggito dall'Afghanistan, ma nel corso di questi anni, in questi 6 anni, abbiamo continuato ad accogliere giovani signori provenienti da zone di guerra, sia in Afghanistan ma anche nelle zone tribali e montagnose di confine tra il Pakistan e l'Afghanistan, dalla Siria, dal Kurdistan, anziché dalla Repubblica Centrafricana e via dicendo, cioè tutte zone che sono purtroppo sottoposte a guerre di carattere religioso dai fondamentalisti islamici. Quindi sì, io condivido, cioè sono certo di quello che sta dicendo quel pilota, perché è così, perché basta guardare queste persone negli occhi, ti rendi conto da dove stanno fuggendo, o basta guardarli anche perché qualcuno ha, tra virgolette, anche il coraggio di mostrarti le ferite, le violenze fisiche che hanno subito, anche
anche nelle carceri libiche, perché non possiamo nasconderci di questo. Quindi se da una parte mi meraviglia che ci sia tutto questo clamore dei talebani, dall'altra dico, guardate, io non sono assolutamente un esperto di politica estera, ma non è che nel corso di questi anni i talebani non ci siano stati, perché parlando insieme con questi rifugiati dicevano chiaramente, guardate che i talebani in queste aree tribali, in queste aree montane ci sono e continuano a dettare la legge della Sharia, continuano ad uccidere, a perseguitare, cioè se trovano qualcuno con una rivista occidentale in mano, con un giornale, un libro scritto in inglese, al di là di bruciare la rivista, poi iniziano a picchiare o a uccidere senza nessun problema. Quindi sì, forse qualcuno dovrebbe avere il coraggio di parlare insieme con queste persone, anche nel corso degli anni precedenti. Senta, lei ha detto... colleghi sì. No, concluda, volevo solo chiederle poi operativamente, lei ha parlato di 5 posti già disponibili, è così? Sì, assolutamente sì, ne abbiamo 15, possiamo ampliare ad altri 5 da oggi a domani senza nessun problema. Volevo anche rispondere ai colleghi sindaci che dicevano lo Stato deve farsi carico di questa situazione e anche da un punto di vista economico. Lo Stato, per quanto mi riguarda, parlando dell'esperienza della SAI ex SPRAR di Asolo, si sta già facendo carico, cioè il comune di Asolo, i cittadini di Asolo non mettono un centesimo per il SAI ex SPRAR, perché sono tutte risorse del Ministero dell'Interno, Dipartimento della tutela dei diritti internazionali e dell'Europa. Quindi noi non mettiamo assolutamente nulla. Al comune, ai cittadini dei singoli comuni non costa assolutamente nulla. Ecco, una delle parti che sollevano alcuni sindaci è quella questione degli spazi. Non tutti hanno gli spazi. Il rischio è quello di arrivare, ad esempio, a Treviso a un'accoglienza in strutture tipo l'ex caserma Serena, che probabilmente non è ideale, forse è appunto meglio la situazione l'ipotesi dell'accoglienza diffusa, è così? Anche secondo lei come la vede un'ipotesi delle caserme, degli hub? No, secondo me è la peggiore risposta che si possa dare, cioè se è una situazione temporanea per un breve periodo, che vuol dire qualche settimana, non mesi, in attesa di trovare l'accoglienza diffusa, per l'amor di santi va benissimo anche questa in situazione di emergenza, ma se parliamo di accoglienza ed integrazione, sicuramente le caserme o altri spazi o alberghi dismessi o palazzi dismessi o fatiscenti che accolgono 2, 3, 4, 500 persone, sicuramente non possiamo parlare né di accoglienza né di integrazione. Se i nostri principi sono l'accoglienza e l'integrazione, dobbiamo usare a piene mani l'accoglienza diffusa nel territorio, all'interno di appartamenti dove ci possono stare 3-4 persone, dove ci può stare la famiglia, e tutti devono essere seguiti dal mediatore culturale di turno, anziché, come dicevo prima, dallo psicologo, dal medico, quello che è. Altrimenti ci prendiamo in giro anche su questo versante. Lei ha dato questa disponibilità, ne ha informato, immagino, la prefettura. La settimana prossima ci sarà questo tavolo di coordinamento regionale delle prefetture. Immagino che possa esserci una risposta a breve della prefettura. Si è parlato col prefetto di Treviso? Il prefetto non l'ho sentito, però abbiamo dato la disponibilità anche pubblicamente e noi ci siamo. Vede, un'altra cosa interessante di questa proposta di accoglienza diffusa è che, chiamiamola la responsabilità, è del sindaco e dell'amministrazione locale. Non si passa né attraverso la prefettura né attraverso la questura. Cioè io mi rapporto direttamente con il funzionario del Dipartimento Tutela diritti civili internazionali del Ministero dell'Interno. Non mi rapporto con il prefetto. Il mio punto di riferimento è il Ministero. E finora non abbiamo avuto nessun tipo di problema, anzi, ad esempio per quanto riguarda il recupero di eventuali spese sostenute, sono estremamente ligi, attenti e rapidi. Secondo lei dovrebbe tornare il modello SPRAR come era inizialmente concepito?
Ma va benissimo anche il servizio di accoglienza e integrazione SAI del 2018 fatto da Matteo Salvini, ma va benissimo purché sia gestito direttamente dal sindaco e a livello locale, perché altrimenti rischiamo di fare tutta una serie di passaggi e magari non per mancanza di volontà da parte delle prefetture, del personale delle prefetture, ma anziché accelerare le tempistiche di risposta si rischia di dilatare i tempi e i termini. Torno a ripetere, guardi che noi ci rapportiamo direttamente con il Ministero dell'Interno, cioè mandiamo un'email e abbiamo la risposta nel giro di poche ore, se non addirittura immediata. Un colpo di telefono, c'è anche un numero dedicato per eventuali emergenze, sono sempre stati assolutamente disponibili. Lei insomma dice è un sistema più agile, ecco, più agile per poter gestire questa emergenza. Per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la nostra esperienza, e penso che l'esperienza è uguale per gli altri 17 enti capofila che ci sono nella regione che hanno il SAI, perché siamo solo 17 in tutto il Veneto su 500 e più comuni. L'ultima cosa, allora, cosa si sentirebbe di dire ai colleghi sindaci del territorio della Marca o del Veneto che sollevano dubbi sulla gestione? Di non avere nessun tipo di dubbi, cioè la gestione deve essere fatta direttamente dall'ente locale, dal sindaco, rapportandosi con, come ho già detto, con il Ministero dell'Interno. Noi non avevamo avuto nessuna problematica, zero assoluta. Benissimo, grazie. Allora, grazie al sindaco di Asolo Mauro Migliorini per la sua testimonianza, grazie davvero e buon lavoro, ci risentiremo ovviamente per capire poi se davvero questa sua disponibilità troverà una risposta concreta nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi e buon weekend a tutti. Bene, allora, il meteo, le previsioni del meteo, la pubblicità e poi di nuovo in studio avremo con noi Giovanni Zorzi e Giuseppe Montuori, quindi parleremo di questi temi con il Partito Democratico e Fratelli d'Italia. Allora, il meteo e la pubblicità. Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio. Bentrovati al meteo. L'alta pressione africana torna a rinforzarsi nel weekend. Il tempo sarà dunque buono, con temperature in ripresa, ma ben lontane da quelle che abbiamo percepito nell'ultima ondata di calore. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 21 agosto ci mostra un contesto decisamente bello, con tanto sole ovunque e cielo sgombro da nubi. Sarà possibile soltanto qualche veloce e locale annuvolamento, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, massime invece tra i 29 e i 32 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui asciutto e soleggiato, il cielo sarà sereno, nulla di particolare da segnalare per questa giornata. Vediamo anche le temperature, minime tra 17 e 22 gradi, massime oscillanti tra i 29 e i 32 gradi all'incirca. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove di fatto non avremo nessuna novità, sempre bel tempo con tanto sole un po' su tutti i settori. Temperature minime intorno ai 15-18 gradi, massime sui 32 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio. Rieccoci in diretta, l'ultima parte della nostra edizione straordinaria, come sempre dedicata alla politica, che discute poi dei temi che abbiamo affrontato in questa nostra edizione straordinaria. Sta per collegarsi con noi anche Giuseppe Montuori, il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia. Intanto ringrazio e saluto Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico di Treviso. Buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, in attesa di Montuori, non so se ha sentito il sindaco di Asolo Migliorini, che è stato il primo dei sindaci, almeno della Marca, a dire sono pronto, sono disponibile, lanciando un appello anche ai colleghi sindaci. C'è disponibilità da parte di tanti sindaci, disponibilità trasversale, già riconosciuta insomma ad esempio anche dalla Lega, che domani scenderà in piazza ad esempio con il sindaco di Treviso, con il comune di Treviso, per un flash mob per le donne afghane. È trasversale, però c'è, come dire, ci sono dei paletti da parte di alcuni sindaci non tanto politici quanto gestionali, e cioè abbiamo bisogno di spazi, abbiamo bisogno di gestire questa cosa, non ce la scaricate addosso. Questo è il messaggio dei sindaci del territorio. Zorzi, lei come la vede? La testimonianza di Mauro Migliorini è una testimonianza di chi ha il coraggio di fare accoglienza in un contesto non semplice come il nostro. Tra l'altro con Mauro ci eravamo proprio sentiti l'altro giorno. Lui viene da un'esperienza, l'ha anche raccontato prima qui, ottima di accoglienza diffusa. Io mi auguro che veramente ci sia la possibilità di fare di Asolo una buona pratica, nel senso che tutti i sindaci che sono in qualche maniera preoccupati, ma anche legittimamente preoccupati dalle eventuali conseguenze che può avere un'iniziativa di questo tipo, si confrontino con Mauro Migliorini, perché è veramente il modo migliore per sciogliere eventuali dubbi. Perché siamo arrivati a questo punto? Allora, innanzitutto è bene precisare che di fronte al dramma che stiamo vivendo in Afghanistan, l'accoglienza e la protezione di chi sta scappando da quel regime brutale dei talebani è un dovere morale che dobbiamo sentire dentro ognuno di noi, se viviamo ancora in una civiltà come quella occidentale basata sui diritti dell'uomo, i diritti fondamentali. È un dovere morale a cui va data una risposta politica. E allora quello che ad esempio anche con un confronto con quelli che possono essere i nostri sindaci di area, di centro-sinistra, al netto appunto di esperienze illuminanti come quella di Asolo, c'è da capire i termini di questa risposta politica per evitare di commettere errori del passato che invece hanno creato situazioni favorevoli ad alimentare invece un clima di paura, di intolleranza, di odio. Mi spiego meglio. Credo che sia importante assolutamente che ognuno faccia la sua parte, quindi i sindaci, le comunità locali, come ho detto prima, siano le prime ad accogliere questo dovere morale e a darci una risposta politica, ma sia importante che anche i livelli superiori facciano altrettanto, e mi riferisco in particolar modo a livello governativo, ovviamente. Quindi è importante che i nostri sindaci vengano messi nelle condizioni di lavorare al meglio affinché l'accoglienza e la protezione per queste persone avvenga in modo efficace, cioè che non siano poi pretesti, cause per strumentalizzazioni politiche, per lucrare consenso sulla paura e quant'altro. Ecco, semplicemente questo, credo che sia questo il punto: fare in modo che i nostri sindaci possano dare una risposta politica a un dovere morale nel migliore delle condizioni, e a questo va fatto chiaramente un riferimento a quelle che sono le indicazioni, le istruzioni, i progetti, le risorse che il governo può mettere in campo. Saluto e ringrazio, ci ha raggiunto Giuseppe Montuori, buongiorno. Buongiorno, scusate, buongiorno. Allora, dice Zorzi, c'è bisogno di una risposta politica per mettere in condizione i nostri sindaci di lavorare al meglio, stante appunto questo dovere morale, insomma, che tanti sindaci trasversalmente hanno sottolineato. Lei cosa dice? Il tema è un tema molto complesso, molto difficile, quello dei rifugiati di guerra, premesso che comunque non sono i sindaci che decidono, ma è il Ministero degli Interni, il Ministero degli Esteri, che poi in base alla disponibilità del territorio e in base al numero di rifugiati decide dove allocarli nelle condizioni migliori, perché è un'accoglienza diversa, insomma è prevista l'accoglienza dei rifugiati, è un'accoglienza prevista e stabilita da norme internazionali, e non è che ci si possa poi sottrarre. Come lo si deve fare? Ovviamente questo è in maniera meno impattante possibile per i territori, facendo in maniera tale che le persone che andiamo ad inserire nei comuni o nelle strutture previste poi non abbiano problemi, prima di tutto loro, e non. Vediamo se si ripristina il collegamento. Poi alla
È un po' saltato, ecco qua. Stavi dicendo? Non penso ci sia dubbio sul fatto che normative internazionali stabiliscono l'accoglienza ai rifugiati e che quindi poi ogni comune se ne dovrà accollare l'onere di accoglierli al meglio possibile. Farei anche un'altra però analisi che non riguarda il territorio ma riguarda più che altro la situazione a livello internazionale. Questi profughi non è che possono fare migliaia di chilometri per spostarsi o prendere ponti aerei sempre più difficili da prendere perché i talebani stanno limitando la loro possibilità di muoversi. I profughi vanno studiati dei programmi internazionali per accoglierli nei paesi limitrofi dove potranno trovare ospitalità finché si spera la situazione migliori, o comunque per vivere in zone che sono più affini a quella che è appunto la loro modalità, la loro cultura. Se serve ovviamente potranno venire anche in Italia. Certamente tutti quelli che si possono trovare in grande difficoltà devono essere accolti in Italia, soprattutto quelli che hanno lavorato a fianco con le forze italiane di cooperazione ma anche con le forze militari. Senta, il dibattito aperto in questi giorni sul come si è arrivati a questa situazione anche a livello internazionale, cosa è mancato in questi anni per avere una struttura, una democrazia forte, per poter evitare questo incubo del ritorno dei talebani, cosa è mancato, di chi è la colpa. Insomma, in queste situazioni del genere ci cerca sempre di dare, ovviamente, di trovare delle responsabilità. Lei cosa pensa? Io penso che 20 anni di presidio militare non abbiano poi portato a quello che poteva garantire la sicurezza del territorio. Evidentemente l'idea di poter andare in un territorio come quello dell'Afghanistan, dove ci sono delle forze che sono rimaste per 20 anni ostili a qualsiasi tipo di modello democratico, richiedeva forse un approccio che non era quello del andiamo lì, cerchiamo di attrezzare la polizia, di attrezzare le strutture democratiche alla futura democrazia, ma era quello di sconfiggere, debellare totalmente, anche con azioni di guerra, quello che erano le forze talebane, che comunque hanno dimostrato oggi di essere sempre state sotto traccia, ma di non essere mai state sconfitte da nessuna coalizione, probabilmente perché la coalizione ha deciso un'altra modalità, non ha deciso di andare in un'operazione di guerra, era un'operazione di pace, e purtroppo quando però un nemico c'è, questo nemico va sconfitto. Non è stato sconfitto e oggi le conseguenze sono quelle che sono semplicemente ritornati a fare quello che facevano prima. È tutta, ovviamente penso che anche a chi non è un esperto di geopolitica non sfugga il fatto che la finta democrazia che stanno proclamando è solo di facciata, perché non appena si abbasserà la guardia e diventerà meno attuale il tema dell'Afghanistan, i talebani ritorneranno a fare quello che hanno sempre fatto: tagliare gole, uccidere gente, discriminare le donne e i bambini. Peraltro i primi effetti già si vedono, insomma, ad Herat basta classi miste all'università, insomma si vedono già i primi effetti. Zorzi, cosa si doveva fare? Si doveva avere il coraggio di dire sì, facciamo una guerra e annientiamo il nemico, e così forse si sarebbe debellata la situazione, oppure non sarebbe servito, ci sarebbero state vittime collaterali? Non è facile ovviamente rispondere a una domanda del genere, però chiaro, ci si chiede cosa forse bisognava fare, cosa non si è fatto, secondo lei? Fa tanta rabbia obiettivamente l'epilogo a cui stiamo assistendo in questi ultimi giorni, fa tanta rabbia perché mi ricordo bene, 20 anni fa ero un ragazzo, ma ero tra quelli della mia generazione che scendevano in piazza per protestare contro i venti di guerra, prima in Kosovo, poi appunto in Afghanistan, in Iraq, perché la guerra non è mai la soluzione. E diciamo che dopo ci sono voluti 20 anni per far cadere l'ipocrisia appunto delle bombe umanitarie, che era una fandonia messa in moto dalla propaganda americana per poter coprire altro. Però bisogna anche capire un po' quello che è stato l'origine, no, dell'intervento in Afghanistan, cioè l'11 settembre 2001. Non si è deciso l'intervento in Afghanistan perché l'Afghanistan ospitava le basi di Al-Qaeda. Se lei mi chiede che cosa bisognava fare, è ovvio che bisognava ridurre l'intervento a
quello di appunto cercare di sradicare Al-Qaeda, cosa che poi si è fatto con complessità, ma questo avrebbe significato poi anche investire altri paesi dell'area, magari anche un po' più alleati con gli Stati Uniti, penso all'Arabia Saudita, insomma tra i vari paesi finanziatori della rete terroristica e criminale di Bin Laden. Quindi c'è un'ambiguità di fondo che abbiamo pagato col fatto che sostanzialmente è successo esattamente quello che si temeva, cioè una lunga occupazione militare che non ha portato a nulla, esattamente come era successo, se vi ricordate, l'Unione Sovietica negli anni '80. L'Afghanistan viene definita non a caso la tomba degli imperi, no? Proprio per questo, perché è difficilissimo da controllare quel territorio, è un territorio che si regge su un sistema feudale con le varie tribù in guerra costante tra di loro, in alleanza, e quello che ne viene fuori è chiaramente una difficoltà poi di poter anche favorire un processo di transizione democratica. Ora ci troviamo in questa situazione, è una situazione non assolutamente semplice, anche perché è un ulteriore elemento di destabilizzazione di un'area già destabilizzata pesantemente, la guerra in Siria, l'Iran, pensiamo a quello che succede in Turchia, pensiamo alle manovre di Russia, Cina, pensiamo al Pakistan, all'India, all'Iraq, un'altra vittima illustre appunto delle bombe umanitarie. Insomma, la situazione non è affatto semplice e purtroppo ci troviamo in una situazione in cui non ci sono più quegli strumenti di intervento, di coordinamento multilaterale che nel secondo dopoguerra avevano cercato in qualche maniera di dare anche una prospettiva ottimistica nella risoluzione delle crisi internazionali. L'ONU dove è finita in tutto questo? E lo dico con grande rammarico, perché io ero uno di quelli che credeva nell'esperienza, nel progetto, nella missione delle Nazioni Unite, ma ci troviamo di fronte ora al fatto che ogni Stato-nazione, e lo vediamo anche nel contesto stesso dell'Unione Europea, si sta muovendo con le proprie diplomazie, con le proprie cancellerie, sostanzialmente per tutelare i propri interessi strategici. E chi purtroppo poi subisce le conseguenze peggiori sono i poveri cristi, quindi i popoli che sono costretti a fuggire da persecuzioni, violenze e quant'altro. Lei diceva prima, non è per niente semplice. Ecco, ma adesso secondo lei cosa accadrà? Perché adesso bisognerà in qualche modo avere a che fare con questo Emirato, stante il fatto che ormai l'evacuazione continua e quindi in mano il potere è dei talebani. Come comportarsi, come approcciarsi con questa forma di governo, con questa struttura, con questa nuova dominazione? L'isolamento, minacciare l'isolamento è quello che vogliono, l'importante, alcuni dicono, è evitare recrudescenze del terrorismo. Come approcciarsi a livello internazionale, secondo lei, con questo Emirato, con questa struttura di potere certamente difficile come quella della dittatura talebana? Allora, ci sono due possibili exit strategy, diciamo, da questa situazione. La prima, che quella mi auguro venga scongiurata, ma che al momento sembra essere anche quella più probabile, è che alla fine sostanzialmente si riconosca un leggero miglioramento dal punto di vista dell'approccio democratico del regime talebano, e quindi sostanzialmente si vada a riconoscere in forma magari ufficiosa, non con tutti i crismi della diplomazia internazionale, si vada a riconoscere l'Emirato Islamico appunto del regime talebano, cosa che mi sembra stiano organizzando per fare senza tanti problemi Cina e Russia. La Cina sappiamo che ha interessi in Afghanistan perché lì passa la nuova via della seta con tutto quello che ci va dietro. La seconda invece soluzione è, ma questo non sono io che non sono nessuno per dire queste cose, ma ce lo insegna insomma la storia, è quello, in particolare la storia dell'Afghanistan, perché l'Afghanistan ha conosciuto anche periodi di stabilità, è che alla fine in questa guerra tribale prenda sopravvento una fazione che sia in grado di avere un'apertura dal punto di vista culturale, mentale e politico più verso le democrazie occidentali. Se ci ricordiamo, il più grande rivale del regime talebano era stato quello che era chiamato il leone del Panjshir, Massoud, che obiettivamente tra l'altro è stato anche, mi pare che sia dedicato anche un parco in centro a Parigi, quindi stiamo parlando di una figura tra l'altro che, per quanto venisse dai mujahideen islamici, comunque con l'Occidente aveva molti punti in comune. Fatalità, è stato tra l'altro ucciso il 9 di settembre del 2001, quindi alla vigilia, anche qui alimentando poi tutta una serie di teorie complottiste
che forse non è il caso di prendere in considerazione, però questo potrebbe essere una soluzione, cioè cercare di favorire sul territorio chi conosce realmente un territorio così complesso come quello afghano, con un sistema, ripeto, feudale e tribale, sperando di poter portare ad una transizione democratica che dia stabilità a quel paese e conseguentemente sfruttare insomma un'evoluzione anche positiva per tutta l'area del Centro Asia. Montuori, ecco, leggo a proposito di questo dal sito di Repubblica: Joe Biden e Mario Draghi hanno avuto un colloquio telefonico, il presidente americano e il premier italiano. Nel loro colloquio hanno sottolineato l'importanza di proseguire con uno stretto coordinamento tra il personale militare e civile americano e italiano a Kabul, che stanno lavorando senza sosta per evacuare i propri cittadini. Nella stessa nota della Casa Bianca si evidenzia l'opportunità per il G7 di pianificare nel prossimo summit virtuale dei leader un approccio comune sull'Afghanistan. Come comportarsi con questo regime, non è nuovo, ma come appena insediato, che fare di questa struttura? Riconoscerla, come diceva, almeno ufficiosamente, bisognerà averci a che fare? Questo poi dipende molto dalle scelte dei governi occidentali che approcciano in un modo, o dalle scelte dei governi come Russia e Cina che approcciano in un modo completamente diverso. Cioè, Russia e Cina hanno un modo pragmatico di interpretare i rapporti internazionali, loro ne fanno una questione di convenienza, si posizionano in una logica anti-americana. Per Cina e Russia oggi gli americani hanno perso e di fatto ora si può conquistare quel territorio utilizzando un approccio completamente diverso, che è quello di tentare di portare la democrazia, ma è quello di dire: voi gestite il potere come lo avete sempre fatto, con la vostra metodologia, che sappiamo qual è e che è quella che tutto l'Occidente invece spera che non accada, e utilizzate la vostra metodologia da talebani. Noi intanto portiamo i nostri interessi geopolitici e anche economici, come nel caso in particolare della Cina, che non ha solo la via della seta, ma anche l'interesse a sfruttare tutte le riserve minerarie che l'Afghanistan ha. Quindi loro non entrano negli usi e costumi, dicono: voi le donne non le rispettate. Vuol dire, non è che parliamo di democrazie compiute né la Russia né la Cina, insomma, se poi vogliamo non saranno i talebani, ma diciamo che non sono nemmeno le democrazie occidentali più evolute, dove il rispetto dei diritti viene prima di tutto. Quindi loro hanno un approccio semplicemente pragmatico. Quello che diceva Zorzi, che è il piano B, di fatto riporta ad un piano di guerra. Visto che l'Afghanistan è tribale, visto che c'è una fazione che non vuole i talebani, andiamo ad armare quella fazione per far sì che possa sconfiggere i talebani facendo una guerra, e lì si torna sempre. Non è che c'è una modalità diversa, l'unica cosa che può permettere di non avere più i talebani è che vengano sconfitti in guerra e che spariscano dall'Afghanistan. L'unica soluzione è questa. Poi l'America ha l'interesse a limitarne l'uscita per evitare che ci siano da lì partenze di atti di terroristi e che l'Afghanistan diventi nuovamente una base per il terrorismo. Dall'altro lato poi più di questo l'America non può fare, visto che per 20 anni ha provato a portare stabilità in quel paese, non c'è riuscita. Diciamo che Biden è un po' con la coda tra le gambe, se n'è scappato con un cinismo anche abbastanza fastidioso, lasciando il paese in preda alla confusione più totale. Vedremo che accadrà. Ovviamente sono giorni davvero cruciali anche per capire come si porrà l'Occidente, come diceva appunto giustamente lei, che ha un approccio totalmente diverso da altre, e come diceva anche Zorzi, dal nostro. Vedremo. Allora, chiudiamo il discorso Afghanistan, pubblicità, e allora torniamo a parlare di Green Pass, di scuola che sta per partire, e ancora è tutto abbastanza nel caos. Anche la questione vaccinazioni in azienda è ancora tutto abbastanza nel caos, manca quella norma. Insomma, ci sono dei punti, dei paletti che devono essere fissati, ma il tempo stringe. Pubblicità e poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta, l'ultimissima parte della nostra edizione straordinaria. Dall'Afghanistan torniamo a parlare di Green Pass, o meglio della ripresa. Ormai
Siamo a ridosso di settembre, quindi la ripresa, diciamo, dell'attività delle aziende e poi poco dopo l'inizio della scuola, i due grandi temi che devono affrontare il nodo del Green Pass. Parole di fuoco, quelle del presidente di Confindustria Nazionale Carlo Bonomo nel meeting di Rimini questa mattina. Ha detto, riferito ai sindacati, sono rimasto colpito di fronte alla possibilità di sedersi a un tavolo e dare una via al Paese e non averlo fatto, alla possibilità di rispondere alle due grandi incognite, salute e riforme. Abbiamo fallito e mi ci metto anch'io, ma i sindacati hanno fatto un grave errore. Potevamo costruire quello che i nostri padri hanno fatto con la polio, non abbiamo tempo da perdere. I sindacati non stanno facendo un grande errore a non sedersi a un tavolo per aggiornare i protocolli per il lavoro stilati lo scorso anno per favorire la ripresa di fronte alla pandemia da Covid. Partiamo dalle aziende, stante il fatto che manca ancora una norma che indichi o meno che se serva il Green Pass nelle aziende. Si è visto anche in questi giorni la polemica, ad esempio, sulle mense nelle aziende, con chi non ha il Green Pass che mangia fuori in giardino o diciamo nei piazzali con il take away, ad esempio la soluzione di Electrolux, ma anche qui ci sono polemiche. Insomma, si sta per ripartire e ancora non c'è una via concreta per, ad esempio, l'utilizzo del Green Pass. Zorzi, ripartiamo da qua. Credo che sia importante quando si parla di questi argomenti, quindi Green Pass, norme per la ripartenza, lo so che può sembrare scontato, però è bene ribadirlo. Il nemico in questo momento, ormai da 15 mesi a questa parte, è il virus, non la siringa che inocula il siero che ci salva la vita, come hanno dimostrato i dati usciti proprio in questi giorni. Chi ci limita la libertà di movimento è il virus, non è il Green Pass. No, questo perché secondo me è importante liberare il campo da eventuali ambiguità. Detto questo, non voglio fare qui in questa sede l'avvocato difensore del sindacato, anche se mi riconosco nella quasi totalità di battaglie che i tre confederali portano avanti, però è evidente che Confindustria ha lanciato una proposta che è quella di imporre il Green Pass nei luoghi di lavoro. Bene, credo che però sia il Parlamento e non Confindustria a legiferare su un tema così importante, anche in relazione a quelle che possono essere le conseguenze di una legge di questo tipo. Quindi i sindacati hanno detto, perché poi sono state riportate parole secondo me anche un po' così equivocandole, i sindacati sono assolutamente a sostegno della campagna di vaccinazione di massa. Il tema è che non deve essere Confindustria a sostituirsi al Parlamento, perché altrimenti il rischio è che in assenza di una legge ci possono essere le peggiori discriminazioni, le peggiori derive che può prendere un vuoto normativo. Pensiamo ad esempio a un lavoratore che è in attesa di vaccinarsi, non può farlo perché è immunodepresso, tutta una serie di suoi problemi. Il tampone quindi cos'è? A costo suo o a costo dell'azienda, per esempio? Quindi secondo me è bene garantire questa situazione, è bene avere chiaro qual è appunto il termine della questione. Spero che mi abbiate sentito, perché ho visto l'immagine. L'abbiamo sentita, si era frizzata un attimo l'immagine, ma l'audio si sentiva perfettamente. Ecco, chiudo velocemente con un'altra questione. Non è solo una questione di vaccini e Green Pass, ma servono anche interventi strutturali, e anche qui mi sento di accodarmi un po' a quella che è la richiesta che fa il sindacato. Iniziano le scuole e obiettivamente capiamo che il problema non era solo l'Azzolina, perché ad oggi siamo ancora al punto di partenza di un anno fa. Mi sento in dovere di dirlo, anche perché il governo a cui noi partecipiamo, quindi anche mi auguro il mio umile stimolo a far meglio, però bisogna assolutamente intervenire il prima possibile sul trasporto locale, ferrovie regionali e sugli spazi e il personale docente nelle scuole, se vogliamo veramente ripartire in sicurezza a metà settembre. Montuori, partiamo dalle aziende. Dice Confindustria non si può sostituire al governo. Ma allora, se il governo ritiene che l'unica soluzione per la salvezza e per non solo ovviamente
la salute, la salvezza e la salute dei cittadini, ma anche per la salute dell'economia, sia il vaccino, renda obbligatorio questo vaccino. Io sopra i 18 anni il vaccino è obbligatorio, ci sono dei vaccini che sono stati obbligatori, mia figlia se non è vaccinata non può andare a scuola, quindi non riesco a capire quale difficoltà abbia in questo momento il governo ad un approccio più deciso sull'obbligo vaccinale. Forse sono i timori legati a altre cose che bloccano il governo in questo momento, che è poco coraggioso nell'affrontare il tema in maniera seria, anche e quindi ribaltando sulle aziende il problema della gestione di chi non è vaccinato, perché questa è la politica che si sta sottraendo alla gestione del problema. Parliamo di Green Pass. Israele sta dimostrando, tra l'altro, che sicuramente il vaccino serve perché non ci si ammala gravemente, ma è anche dimostrato, ormai scientificamente questo sì, che chi è vaccinato può comunque contagiare qualcun altro, quindi non si limita la trasmissione del virus, la trasmissione del virus si limita facendo tamponi come fece il Veneto nel 2020 in maniera importante, gratuitamente, per evitare che chi è positivo circoli e diffonda il virus. Poi certamente il vaccino serve, ma serve a evitare che ci si ammali gravemente. Tra l'altro, rispetto a questo, ormai ci sono tutti i protocolli di cura che evitano che le persone vadano in terapia intensiva, tutta una serie di cose, e tant'è che la dimostrazione è che oggi i numeri, per fortuna, dico, grazie anche al vaccino, non sono così gravi. Quindi nelle aziende lo Stato e il governo in particolare si deve assumere la responsabilità di dire: il vaccino è obbligatorio per tutti i lavoratori. Benissimo, se ne assuma l'onere di dirlo e di farlo diventare legge. La Costituzione lo permette di fronte a gravi motivi di salute, e quindi che agisca. Non può fare Ponzio Pilato e dire ma gli industriali, e creare il dibattito tra industriale e sindacato, mettendo nelle stesse condizioni chi genera lavoro e chi quel lavoro permette di produrlo, come gli operai che lavorano all'interno delle aziende. È gravissima questa mancanza di assunzione di responsabilità, e speriamo che questo governo se ne assuma per la prima volta una almeno, perché anche quella sulle scuole, dopo un anno e mezzo di tempo, dopo un anno di tempo, ancora la situazione abbiamo visto che è imbarazzante. I sistemi di ventilazione meccanica non sono stati inseriti nelle scuole, oggi ancora si dice lasciare aperte le finestre, il trasporto pubblico non è stato stabilito se deve essere aumentato, non sono stati dati i finanziamenti per poterlo aumentare. Quindi siamo come sempre allo farò domani, no? Di fronte a quello che invece la situazione non è mutata, perché era prevedibile. La scuola riparte ogni settembre, non è che cambia. Lo era l'anno scorso, non si era fatto niente con i banchi a rotelle, lo è quest'anno allo stesso modo, è ancora peggio, perché quest'anno la situazione la conosciamo e sapevamo benissimo come si poteva affrontare: ventilazione meccanica, distanziamento, mascherine in aula, capire come possono fare i docenti per evitare, anche quelli che non vogliono vaccinarsi, utilizzando i tamponi periodici gratuiti per impedire il contagio all'interno delle classi, e utilizzando tutte queste misure di cautela che possono permettere di evitare la diffusione del virus e di poter continuare ad andare a scuola evitando la drammatica DAD, e utilizzando i mezzi pubblici in maniera magari calmierata, evitando di avere gli affollamenti che c'erano prima all'80-70%, aumentando il numero, finanziando il trasporto pubblico da parte del governo, e facendo sì che la scuola possa riprendere normalmente, come il lavoro nelle aziende. Si decida se il vaccino è obbligatorio o meno. Se non è obbligatorio, visto che comunque è assodato scientificamente che si trasmette lo stesso il coronavirus, si facciano più tamponi all'interno delle aziende con ciclicità periodica, e lo si faccia gratuitamente, non a scapito delle aziende, oppure in collaborazione tra aziende e governo, che possono in qualche modo scaricare questi costi. Cioè, perché non abbiamo fatto niente in questi 2 anni? Sembra che ogni volta ci ritroviamo all'inizio del problema. Le scuole, io ho mia figlia che quest'anno ancora non sa come riprenderà la scuola, le indicazioni sono finestre aperte, cioè è imbarazzante, no? Dico, le finestre, è imbarazzante semplicemente. Quindi abbiamo un governo che non governa. Speriamo che a ridosso dell'apertura delle scuole qualcuno si metta una mano sulla coscienza e decida di fare delle azioni serie per evitare che si riparta con la DAD dopo un mese dall'inizio della scuola. Perché sarebbe veramente drammatico per famiglia. Zorzi, dice Montuori, insomma, un piglio più decisionista del governo sarebbe auspicabile, ad esempio sulla questione delle aziende. È chiaro che si apre tutto un problema, un altro tipo di problema, però decidere o non decidere, insomma. Sì, io accolgo anche con favore le considerazioni fatte da Montuori sull'obbligo vaccinale. Noi
come Partito Democratico ci siamo sempre schierati a sostegno dell'obbligo vaccinale. Se vi ricordate, ci sono state polemiche, se non sbaglio, qualche anno fa, proprio sul tema delle vaccinazioni, no? Con la Lorenzin, che era stata accusata, insomma, da questo punto di vista come Ministro della Sanità. Il problema è che una componente importante di questo governo nei confronti dell'obbligo vaccinale continua a mantenere una forte ambiguità, ed è fatalità quella parte di governo, quella componente di governo con cui la forza politica di Montuori lavora nei territori. Mi sto riferendo alla Lega, che in quest'ultimo periodo ha strizzato l'occhio, insomma, alle manifestazioni Novax, quantomeno nell'espressione della Lega di Salvini, non con i distinguo che anche qui ho accolto con favore da parte di esponenti della Lega Veneta. Però è quello il problema. Se fosse stato per noi non ci sarebbero problemi nel imporre l'obbligo vaccinale. L'ha detto Montuori, sono stati vaccini che hanno risolto le crisi sanitarie gravissime, pensiamo a quella del colera, la poliomielite, eccetera, e erano vaccini obbligatori. Quindi da parte mia assolutamente ci sarebbe da parte mia e del partito che in questa sede rappresento, ci sarebbe senz'altro la disponibilità ad andare avanti su questa strada. Purtroppo siamo in un governo di unità, chiamiamolo così, nazionale. Abbiamo bisogno di lavorare molto sulla mediazione, perché questo governo così è nato in una fase di emergenza, ed è evidente che bisogna trovare una soluzione mediana. Il Green Pass da questo punto di vista lo è una soluzione mediana. Tra l'altro mi pareva che anche Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, fosse a giugno a favore del Green Pass quando era stato annunciato e previsto e presentato a livello europeo. Il Green Pass è una soluzione, ripeto, mediana, con tutti i limiti che può avere una soluzione mediana. Montuori, dice Zorzi, insomma, è un problema di ambiguità politica di alcune parti, questi alleati forzati di governo, diciamo. Ho capito, ma sono alleati forzati di governo, è il governo che assume le decisioni, è il governo che fa le leggi. Se poi non vanno d'accordo, non riescono a trovare la sintesi, il popolo e i cittadini cosa devono fare? Mi scusi, stanno nell'ambiguità perché il governo non decide, perché non riesce a trovare la linea, si vada a votare, che almeno abbiamo un governo che decide. Noi, ripeto, la nostra posizione è chiara, noi non crediamo che il Green Pass sia la soluzione, ma ci chiediamo perché non si possono introdurre i sistemi di tutela di chi si vaccina e per qualche ragione ne dovesse avere delle conseguenze, come tra l'altro fece la Cartabia con delle sentenze sue, dicendo che vanno assimilati sia gli obblighi vaccinali e che i co-obblighi in caso di risarcimento di danni. Per cui si agisca in quella direzione, che il governo si assuma la responsabilità di dire il vaccino è obbligatorio. Cioè non è che Zorzi può dire che la Lega, siccome è più vicina a noi, adesso il governo non decide. Noi facciamo l'opposizione, noi stiamo all'opposizione e diciamo quello che pensiamo. Abbiamo fatto un emendamento per far sì che il vaccino venga assimilato ai vaccini obbligatori, proprio perché in caso che ci siano delle controindicazioni o che possa causare danno a qualcuno, ci siano anche risarcimenti. Questo fa sì che le persone siano sotto un certo aspetto rassicurate. Parzialmente rassicurate. Detto questo, il governo governa, fa le norme, fa le leggi e deve decidere, perché i cittadini si aspettano questo. Dire ma siccome c'è una parte che non vuole, noi non lo facciamo, lascio a chi ci ascolta trarre le conclusioni. Noi quello che pensiamo l'abbiamo detto: tamponi molto più frequenti, limitare fortemente la diffusione del contagio, intercettando il prima possibile, come fece il Veneto, il prima possibile chi è positivo, bloccando la possibilità di andare in giro, mettendolo in quarantena e limitando così la diffusione. Il vaccino aiuta a non star male, non aiuta a limitare la diffusione del coronavirus, aiuta a non avere le terapie intensive piene, questo è sicuramente un fattore. Ma ripeto, c'è un governo di larga e ampia maggioranza, governi, se no non si chiama più governo, si chiama altro, se no si va dal voto, vedremo quali sono le posizioni che gli italiani vogliono che vengano portate avanti e ognuno si assumerà la propria responsabilità, perché dire ma siccome siamo con loro non riusciamo a farlo, francamente è un po' imbarazzante. Capisco la difficoltà di Zorzi, ma io dico è imbarazzante. Zorzi. Questi sono i processi democratici. Capisco che probabilmente per tradizione culturale la forza politica a cui fa riferimento Montuori non li conosco, non li maneggi bene, però così funziona, no? Nelle coalizioni o comunque nelle alleanze o nelle iniziative in cui ci si trova con soggetti che hanno idee e sensibilità diverse, insomma. Quindi è naturale
arrivare a questo. Sulla necessità di questo governo è inutile che ci torniamo, insomma, le parole del Capo dello Stato quando è stato il momento di nominare, dare l'incarico a Mario Draghi, credo che tutti quanti se le ricordino, e quindi quelle sono comunque il nostro riferimento. Mi sembra che questo governo, tra mille difficoltà, comunque grazie anche al senso di responsabilità di alcune forze politiche, tra cui la nostra, grazie all'autorevolezza di alcuni suoi componenti, a partire dal Presidente del Consiglio, comunque il suo lo sta facendo, nel senso che la campagna vaccinale sta andando avanti, l'ha detto Montuori più di una volta, siamo in una situazione quasi di relativa tranquillità dal punto di vista ospedaliero, e è arrivata la prima tranche dei famosi 200 miliardi delle risorse europee, adesso c'è tutto l'impegno per portare avanti le riforme, e ripeto, c'è una fatica in più che è data dalla eterogeneità delle forze che compongono questo governo di emergenza. Siamo in una situazione di emergenza e quindi questo è diciamo il modo in cui si è ritenuto di andare avanti. Dal mio punto di vista è ovvio che anch'io mi auguro di non governare più con la Lega a livello nazionale il prima possibile, quindi mi auguro che la legislatura termini quando deve terminare, poi si vada al voto e vedremo poi i cittadini se intendono premiare chi si è sobbarcato la responsabilità di governo di questa tremenda epidemia in questi anni, o chi invece ha ritenuto di fare coerentemente con la sua storia, con i suoi ideali, opposizione a tutti i provvedimenti assunti in questi anni in una situazione, ripeto, di emergenza nazionale. Montuori. Ma guardi, a parte che è sempre divertente vedere come ci si aggrappa a cose che non esistono più. Io sono nato nel 1973, Zorzi, e il mio partito Fratelli d'Italia nel 2012, quindi noi siamo fortemente ancorati alla democrazia. La democrazia però sa cosa fa, decide per i cittadini, tutela i cittadini e tutela le persone, perché voi oggi nel governo di emergenza, citandolo come l'unica soluzione possibile, non avete deciso niente. Noi siamo di nuovo alla partenza alle scuole, dove abbiamo docenti contro sindacati, sindacati contro docenti, genitori contro docenti, docenti contro le istituzioni, abbiamo lavoratori contro gli imprenditori, sindacati contro gli imprenditori, imprenditori che dettano la linea al governo. Se questo è quello che avete fatto con il vostro processo altamente democratico, che noi invece guai se ne sentiamo parlare perché noi non siamo per la democrazia, avete portato a questa situazione, allora francamente dico era meglio che non avessimo un governo in uno stato di emergenza come questo, perché probabilmente solo con le istituzioni non governative avremmo fatto fare al Paese un salto in avanti che era decisamente quello migliore di quello che sta accadendo adesso, dove non si decide, come lei ha chiaramente dichiarato, non si decide perché le forze politiche non riescono a fare sintesi e quindi non si possono prendere decisioni importanti e si lascia che la barca vada dove deve andare, verso affondare anche magari, o vada nella direzione peggiore, che è quella di far naufragare i cittadini che ci stanno sopra. Io credo che avere il coraggio di decidere sia invece quello che fa parte di un processo democratico altamente evoluto. Questa è la differenza. Si decide e ci si assume la responsabilità. Se i cittadini non apprezzano quello che si è deciso, si va a casa e ci si rifà votare come accade in democrazia, cosa che mi auspico avvenga il prima possibile, e così finalmente il popolo potrà dire da chi vuole essere governato e amministrato. Chiudiamo con Zorzi. Una battuta veloce, mi riascolterò evidentemente la registrazione perché non mi è sfuggito il passaggio in cui ho detto che questo governo non decide, però vabbè, evidentemente ripeto, mi riascolterò con attenzione la registrazione. Dopodiché capisco che Montuori è nato nel 73, ma allora qualcuno mi deve spiegare che cosa sta a significare la fiamma tricolore tristemente famosa che appare sul simbolo di Fratelli d'Italia. Insomma, se vogliamo allora essere veramente puristi della democrazia, cerchiamo di esserlo fino in fondo e con coerenza e con coraggio. Grazie. Va bene, allora siamo davvero in chiusura. Grazie a Giuseppe Montuori, grazie a Giovanni Zorzi per essere stati con noi. Ci risentiremo ovviamente anche nelle prossime settimane. Chiudiamo con una notizia di cronaca che viene da Vicenza. Una bomba di fabbricazione artigianale è stata gettata nella notte all'interno del campo nomadi di via Diaz a Vicenza. L'ordigno rudimentale, secondo le ricostruzioni dei carabinieri, non è una comune bomba carta ed è stato lanciato all'interno dell'area che ospita alcune famiglie nomadi intorno alle 22:30 da un'auto che
che poi si è allontanata a forte velocità. L'esplosione ha provocato una fiammata e un forte boato che ha richiamato l'attenzione dei residenti. L'ordigno, sono le prime ipotesi, era stato realizzato più per fare rumore che per provocare danni per via della poca quantità di polvere pirica. Un gesto di intimidazione, secondo gli investigatori, che hanno sequestrato dei resti di plastica sul luogo dello scoppio. Era questo l'ultimo aggiornamento di cronaca per oggi. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo alle 18:30 il telegiornale del Veneto e poi a seguire il telegiornale di Venezia e di Treviso. Arrivederci.